Tore. Buongiorno e ben ritrovati con questa edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus. Come ogni mattina ormai da più di 2 settimane vi stiamo aggiornando costantemente sulla situazione. Siamo in attesa di collegarci con Marghera, l'unità di crisi, perché è prevista, ecco, vedo le immagini dei microfoni posizionati nel tavolo della sala dove sono previste le interviste e le comunicazioni, perché è prevista appunto una comunicazione del governatore Zaia, un po' come sempre in questi giorni. Quindi appena ci sarà Zaia andremo in diretta. E c'è anche in corso il Consiglio dei Ministri, ci sono tante novità da dire. La prima ovviamente è come sempre il bollettino regionale dei contagiati, che vede purtroppo aumentare ancora i casi positivi e dobbiamo darvi conto del superamento dei 1000 contagiati in Veneto. Siamo a 1023, superata la quota dei 1000 casi positivi, più 110 nelle ultime ore, con il cluster di Padova che vede 284 casi positivi, più 43, e Venezia con 179, Treviso con 185 e Verona con 110. Queste sono le province, i cluster che hanno superato le 100 unità, in totale 1023. Di questi 1023 casi positivi ci sono 262 ospedalizzati, quindi ricoverati, 68 di questi in terapia intensiva. C'è da registrare una persona in meno in terapia intensiva. Dimessi sono 54 e i decessi sono 29, quindi saliti di 3 unità, con un decesso in più a Treviso e 2 decessi in più nell'azienda ospedaliera di Padova. Tra questi, lo vedremo fra poco, anche l'amico della prima vittima del coronavirus in Veneto, Adriano Trevisan, che era a Vo, lo ricorderete. E poi c'è anche un anziano di 83 anni, un imprenditore agricolo, che non presentava patologie pregresse. Questo è un dettaglio importante purtroppo, perché come abbiamo visto il virus colpisce tutti e può avere situazioni letali anche purtroppo per chi non ha patologie pregresse. Certo era comunque una persona anziana, ma non aveva patologie pregresse. Allora, in attesa di ulteriori dati, peraltro c'è questa sono importanti parole da parte di una voce del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, che dice: i prossimi 14 giorni saranno cruciali per capire l'andamento dei casi di contagio da nuovo coronavirus in Italia, quindi i prossimi 14 giorni. È ancora presto per pronunciarsi, dice. Gli effetti delle misure restrittive non si vedranno entro questa settimana, anche, e questo è l'elemento cruciale, per quanto successo nei giorni scorsi con i massicci spostamenti da Milano. Per questa settimana, dice Rezza, mi aspetto un aumento dei casi e non un calo. Questi giorni sconteranno quanto purtroppo accaduto, poi inizieremo a vedere, dice Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Vi dicevo, e poi parleremo anche dei controlli, in corso il Consiglio dei Ministri sulle misure economiche per l'Italia, ma si è parlato anche delle cosiddette misure restrittive. Come sapete la Lombardia ha chiesto, e il Veneto si trova in qualche modo d'accordo con questo, ha chiesto una misura ancora più restrittiva, cioè la chiusura totale di fatto per 15 giorni di tutte le attività tranne i servizi essenziali come le farmacie o gli alimentari. C'è polemica su questo da parte degli industriali, ma ha parlato anche di questo Conte. In apertura però vediamo l'annuncio di un'ora fa circa del piano di investimenti che è salito, piano di investimenti e piano di aiuti economici. Sentiamo. Buongiorno a tutti. Come sapete
siamo in pieno Consiglio dei Ministri e abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza. 25 miliardi significa quindi 25 miliardi di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per questa emergenza che, come ho sempre dichiarato, è sia sanitaria sia economica e ha chiaramente un importante impatto sociale. Lavoreremo anche in coordinamento, manderemo quindi dei nostri scienziati ed esperti per creare una task force europea per poter anche promuovere la ricerca per combattere più efficacemente questo virus ancora ignoto e inoltre grande apertura per quanto riguarda le conseguenze, per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche. C'era anche in collegamento la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, era anche in collegamento la Presidente della BCE Christine Lagarde. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessario una maggiore liquidità, è necessario adottare misure e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordinamento europeo ha a disposizione per far fronte, finanziari, economici, sociali, per far fronte a questa emergenza. Allora il piano è di 25 miliardi ovviamente in deficit, però c'è questo importante collegamento con l'Unione Europea. Ne ha parlato, e lo vedremo fra poco, anche il Ministro Roberto Gualtieri, Economia e Finanze, che erano insieme a Conte in questa conferenza stampa, insieme a Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul tavolo appunto ci sono tante misure, di quelle di cui si è parlato anche nelle scorse ore. Ad esempio si sta studiando una moratoria generalizzata sul piano dei mutui legata al reddito ISEE sotto i 30.000 euro. Chi perde il lavoro per almeno un mese avrebbe diritto alla sospensione per 18 mesi, ad esempio, delle rate dei mutui. È prevista per le famiglie la semplificazione della legge Gasparrini per la sospensione della rata di mutuo ai cassi integrati. Allo studio ci sono anche interventi per ammortizzare la volatilità dei prodotti assicurativi e finanziari. La sospensione dei versamenti delle retenute fiscali e dei contributi previdenziali. Potrebbe anche entrare una sospensione delle rate delle sanatorie, la rottamazione, il cosiddetto saldo e stralcio. Insomma, ci sono diverse misure. Per quanto riguarda scuole e lavoro, i genitori, le due opzioni che sono sul tavolo e che stanno per essere valutate sono da una parte il classico congedo parentale per 12 giorni con un 30% di trattamento retributivo per i redditi medio-alti e l'80-100 per i redditi medio-bassi, quindi la possibilità di stare a casa per uno dei due genitori. Seconda opzione in alternativa il cosiddetto voucher da 600 euro per pagare le babysitter. E poi ancora una moratoria sui crediti, uno sconto sui contributi per le imprese. La cassa integrazione. Dovrebbero essere stanziati dei fondi, la cassa integrazione in deroga sarà rifinanziata e potenziata, sarà comunque ampliata anche la cassa integrazione ordinaria. Insomma, ci sono una serie di misure che appunto stanno per essere decise nel Consiglio dei Ministri, ma si va verso questa direzione e il piano è di 25 miliardi, è lievitato notevolmente rispetto a quelli che erano diciamo, i conteggi iniziali. Si parlava di 10 miliardi, ma in questo, nell'annuncio di stamattina la cifra è di 25 miliardi. Allora, torniamo in attesa sempre di collegarci con Marghera. Nella stessa conferenza stampa Conte, e lo sentiremo fra poco, ha parlato anche delle misure restrittive, la richiesta della Lombardia che vede il Veneto, e lo abbiamo sentito ieri il governatore Zaia, d'accordo in sostanza. È notizia di poco fa che anche il governatore del Piemonte sarebbe disposto a questo. Conte ha detto ha aperto a questa possibilità, la chiusura totale, ma prima dice io esigo, insomma voglio che le regioni mi facciano una richiesta formale, una richiesta ben precisa di come vogliono attuare questo piano, dopodiché ne discutiamo. Quindi ha ripassato la palla sostanzialmente alle regioni.
per avere un piano dettagliato, ma di fatto ha aperto a questa possibilità. Una possibilità che vede invece gli industriali contrari fin da ieri. Allora sentiamo il servizio con gli industriali del Veneto decisamente contrari a questa misura del blocco. Evitare il fermo totale delle fabbriche e dei trasporti perché salute e impresa devono correre su binari paralleli per evitare il default del paese. Questo l'out-out del presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, mentre si rincorrono le richieste di uno stop di almeno 15 giorni per l'intero sistema produttivo, su tutte quella formulata dalla Regione Lombardia, insomma tenere aperti solo alimentari, farmacie e servizi essenziali, ipotesi non esclusa nemmeno dal governatore Zaia, a patto che vi sia l'avallo della scienza. In attesa di capire le mosse del governo, per Carraro il giusto e necessario proposito di fronteggiare l'emergenza sanitaria non può e non deve aggravare l'emergenza economica che sta già piegando l'intero sistema produttivo, dice il numero uno degli industriali veneti, che ricorda poi come il manifatturiero regionale sia fortemente vocato all'export. Fermare la produzione quindi significa rompere il legame tra Italia e il resto del mondo, proprio nel momento in cui l'immagine del Made in Italy risulta offuscata come mai prima d'ora. Gli industriali veneti però offrono un'alternativa, dicendosi pronti ad attuare misure sanitarie estreme nelle imprese, riducendo la forza lavoro allo stretto necessario e rendendo ancora più severe le misure anticontagio. Da qui l'appello alla responsabilità del mondo politico istituzionale e la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico in regione per valutare ulteriori misure. Evitare lo stop a tutti i costi, questo l'obiettivo degli industriali veneti. Poi in realtà si stanno moltiplicando le attività che invece hanno deciso di chiudere. Vedremo fra poco anche ad esempio un imprenditore di Scorzè, un piccolo imprenditore di Scorzè che ha lanciato il suo appello su Facebook e ha detto io anche se non sono obbligato per adesso chiudo lo stesso per per tutelare i miei lavoratori, ed è una misura che si sta moltiplicando in queste ore. Ma allora sentiamo le parole del ministro Gualtieri poco fa in conferenza stampa. Adesso sono rientrati per il Consiglio dei Ministri, il ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri, proprio sulle misure sul tavolo, misure economiche. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato una integrazione alla relazione al Parlamento che avevamo già inviato, portando la richiesta di scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica a 20 miliardi in termini di indebitamento netto, che corrispondono a 25 miliardi in termini di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e cassa. Queste risorse verranno utilizzate in parte nel primo decreto che stiamo preparando, che contiamo di approvare in settimana, probabilmente venerdì, e che dovrebbe grosso modo avere a disposizione risorse per circa 12 miliardi, e le altre costituiscono, diciamo così, un stanziamento, una riserva. Sarò tra poco in audizione alle commissioni riunite bilancio di Camera e Senato e illustrerò più nel dettaglio l'integrazione della relazione e le linee portanti del provvedimento che stiamo preparando. I principi sono quelli che abbiamo già indicato, e cioè naturalmente innanzitutto pieno sostegno di risorse al sistema sanitario nazionale, alla protezione civile, a tutti i meccanismi di contenimento, prevenzione, mitigazione del virus, e naturalmente occorre ringraziare innanzitutto lo straordinario lavoro che stanno facendo i medici, gli infermieri e tutti quanti si stanno adoperando in questo momento così difficile. Secondo, sostegno al lavoro, dirà adesso il Ministro Catalfo, come abbiamo già anticipato, nessuno perderà il lavoro per il coronavirus. Terzo, sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese. Quarto, interventi sulle scadenze fiscali, anche in preparazione di meccanismi di parziale ristoro per territori e imprese più colpiti dal virus. Queste saranno le linee di fondo del provvedimento, che costituisce quindi la prima tappa, come avevamo sempre detto,
più significativa, anche alla luce naturalmente delle misure restrittive più significative adottate dal Governo, e quindi all'esigenza di adattare le risorse a questo nuovo quadro. Al tempo stesso, appunto, ci predisponiamo delle risorse per possibili eventuali ulteriori interventi. Per concludere, va sottolineato che anche alla luce dell'impegno positivo dell'Unione Europea è possibile poi che alcuni di questi interventi potranno in qualche modo usufruire di risorse comuni europee e quindi alleggerire ulteriormente l'impatto sul bilancio dello Stato, che comunque è pienamente in grado di sostenere questo sforzo, perché ci muoviamo in un quadro di solidità della finanza pubblica, di fiducia e di forte coesione e unità a livello europeo. Nel frattempo il ministro Fontana dice, il presidente della regione Lombardia Fontana dice: abbiamo inviato al governo le proposte concordate con i sindaci relative alle ulteriori misure di contenimento della diffusione del coronavirus, il cosiddetto blocco totale. Conte lo ha chiesto delle proposte, le riceverà a breve, quindi si sta mettendo in moto questa macchina delle misure restrittive. Chiaramente tutto è ancora in sospeso, però appunto c'è l'ipotesi che resta in ballo della chiusura totale, tranne i servizi essenziali. Stiamo ancora in attesa di collegarci con Marghera, dove i nostri microfoni sono posizionati insieme a quelli dei colleghi, lo vedete nella stanza per aspettare il governatore Zaia. Può essere che anche queste ultime novità, insomma la richiesta di l'esigenza di una richiesta formale chiesta dal Presidente del Consiglio, appunto, abbia fatto ritardare il governatore. Ancora sulle misure, ma non solo, e poi che ci introduce poi alla questione controlli, che è un altro fronte aperto. Sentiamo il sottosegretario all'economia e alle finanze, proprio Pierpaolo Baretta, nonché candidato sindaco del centro-sinistra a Venezia, che parla dei controlli ma soprattutto delle misure. Sentite. Stiamo affrontando queste prime giornate di restrizioni, mi auguro che lo stiamo facendo tutti col senso di responsabilità che ci è richiesto. Le restrizioni comportano un cambio anche di modalità di vita, dobbiamo seriamente rispettarle. Deve essere fatto da tutti, nessun assembramento, molta igiene, distanze, piccoli accorgimenti alla fin fine, ma che sono fondamentali per debellare e sconfiggere questo virus che si diffonde così rapidamente e che sta mettendo a dura prova la nostra vita. Certo, questo ha anche conseguenze di carattere economico e quindi come governo stiamo predisponendo nelle prossime ore un decreto molto robusto che dovrà affrontare innanzitutto l'emergenza sanitaria. Oggi c'è bisogno di nuovi macchinari, di respiratori, di tutto ciò che serve a sostegno dell'emergenza, ma anche di personale sanitario che sta lavorando con grande abnegazione e competenza e quindi va sostenuto anche finanziariamente, gli straordinari, le eventuali assunzioni per un periodo di tempo. Secondariamente l'intervento sul lavoro. La restrizione economica, la crisi comporterà anche un abbassamento delle attività lavorative per le prossime settimane e quindi cassa integrazione per tutti, è necessario che venga data la cassa integrazione, soprattutto per quei settori che non ce l'hanno, penso ad esempio al turistico e alberghiero che noi abbiamo qui, tra l'altro a Venezia, sono settori di grande importanza per il nostro territorio, Venezia e il Veneto, ed è importante che abbiano questa tutela per impedire i licenziamenti, dare ai lavoratori una risposta. Ma al tempo stesso bisogna pensare alle famiglie, la chiusura delle scuole comporta l'esigenza che il familiare stia a casa e quindi da questo punto di vista bisogna pensare anche ai voucher oppure addirittura ai congedi parentali per tutti e questo comporta un intervento importante dal punto di vista anche di sostegno finanziario, ma va assolutamente fatto. Le famiglie hanno diritto di stare vicino ai loro figli in questo momento, anche per evitare che
i figli poi non siano involontariamente soggetti a rischio, sia pure anche come portatori sani. Per questa la misura di chiusura delle scuole. Il terzo intervento è quello fiscale, cioè è chiaro che c'è un problema di liquidità delle famiglie e delle imprese in questo momento, quindi ridurre al massimo i pagamenti prossimi di interventi fiscali vari, ma anche sospendere i mutui e fare in modo che quando si dovrà pagarli questo venga rateizzato nel tempo, perché che non succeda che magari nel momento in cui si supera questa crisi poi arriva un eccesso di assenza di liquidità per i pagamenti arretrati. Un blocco di interventi quindi molto robusto, molto importante, che vareremo nelle prossime ore e che è il primo effetto. Sappiamo che dovremo continuare ed è per questo che è probabile che i 7 miliardi e mezzo che abbiamo deciso di stanziare non basteranno e ci cauteleremo anche nei confronti dell'Europa perché faccia la sua parte. Questo non è un problema italiano, è un'emergenza che si sta vedendo, riguarda un po' tutto il mondo. Noi siamo, come dire, più esposti perché abbiamo affrontato con le competenze della nostra sanità quelli che sono stati diciamo, i focolai più evidenti, ma è il momento di respingere questo virus e di farlo tutti insieme. Questo senso di responsabilità va accompagnato appunto con manovre e misure di sostegno che ci apprestiamo a fare nelle prossime ore. Senso di responsabilità, e lo vedremo fra poco perché purtroppo i controlli stanno evidenziando come c'è chi ancora non ha capito bene cosa sta accadendo e qual è il monito: restare a casa il più possibile, se non per questioni veramente importanti e questioni essenziali. Poi vedremo nel corso della diretta di oggi anche nuovamente il vademecum che si trova anche al Ministero, dentro il sito del Ministero dell'Interno, per ricordare ancora una volta quali sono le regole. Torniamo però a parlare dei dati dei contagiati. Abbiamo detto superate i 1000 casi positivi, siamo a 1023, 29 i decessi. Tra questi, lo dicevamo, anche Renato Turetta, uno dei primi contagiati di Vo, che era l'amico della prima vittima, veneta a Vo. Sentiamo. Stessa passione per le carte, stesso destino tragico. Renato Turetta, 67enne di Vo, insieme ad Adriano Trevisan, erano stati i primi 2 casi positivi al coronavirus in Veneto. Dopo oltre 2 settimane di ricovero, il 67enne è morto a 18 giorni di distanza dall'amico. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Vo, appena uscita dall'isolamento. Nemmeno il tempo di gioire per il drastico calo di contagi che subito il paese è ripiombato nell'incubo del virus. Turetta era entrato in ospedale a Schiavonia il 21 febbraio. Dopo l'esito del tampone era stato trasferito a Padova nel reparto malattie infettive e poi rianimazione, fino alle complicazioni e alla morte avvenuta martedì sera. Turetta e l'amico Adriano Trevisan, prima vittima italiana del coronavirus, condividevano la passione per il gioco delle carte ed entrambi frequentavano la locanda del Sole a Vo. Nella notte inoltre è morto un altro anziano ricoverato in terapia intensiva sempre nell'azienda ospedaliera di Padova. Si tratta di un 83enne di Sant'Anna Morosina di San Giorgio in Bosco. Faceva l'imprenditore agricolo e non soffriva di particolari patologie. Il contagio sarebbe avvenuto in un bar di Villa del Conte, dove l'uomo era solito andare a giocare a carte con gli amici e dove ci sono stati in totale 5 contagiati da un uomo che era andato a prendere il vino a Vo. E nel frattempo aggiornamenti anche, restando sul padovano, alla situazione all'interno della casa di riposo di Merlara. Almeno 10 dipendenti, altrettanti ospiti del centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan sono risultati positivi alla Covid-19. Lo hanno confermato i tamponi effettuati sulle persone presenti all'interno della struttura, dove domenica mattina è stato confermato un caso di coronavirus. Domenica un'anziana ospite è stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale di Schiavonia. Credo che ci stiamo per avvicinare ormai al punto stampa del governatore Zaia, quindi appena siamo pronti possiamo andare da Zaia. Benissimo, fra pochissimo, allora teniamo la linea lì. Allora dicevamo, i controlli non sono mancati. Ad esempio, già ieri ricorderete il bar, la sospesa la licenza al bar
di Padova perché non rispettava le misure. Eccolo qui, vediamo Zaia, siamo pronti per entrare con Zaia in onda. Appena inizia a parlare, io lo vedo, ecco, i controlli stanno continuando, ci sono diverse denunce, ancora situazioni davvero particolari di anziani anche, lo racconteremo fra poco in un servizio, il caso a Paese di anziani che si ritrovano in piazza, tanto che il sindaco ha deciso di stringere le maglie dei controlli e ad esempio a Pordenone, nella vicina Pordenone, la Polizia di Stato ha effettuato i controlli in questi giorni, sono state denunciate 7 persone, 6 dalle volanti della Questura e una dagli agenti della Polizia Stradale. Sostanzialmente si tratta di persone che non sapevano dire dove stavano andando, quindi non avevano nessuna autocertificazione, oppure chi ha addirittura mentito. Le volanti hanno segnalato un uomo proveniente dal Gruaresi, quindi dal veneziano, che controllato di primo mattino inizialmente aveva dichiarato di dover consegnare dei documenti per una richiesta di lavoro. È stato ritrovato successivamente alle 2 di notte all'esterno di un bar ancora in città senza saper giustificare la propria presenza. E quindi questo è un caso. Ci sono casi ad esempio a Venezia, ve li leggiamo subito. Ecco qua, siamo con Zaia, andiamo. Signora, chiuda la porta per favore. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Un breve punto stampa è doveroso. Intanto l'aggiornamento dei casi. Abbiamo 1023 persone positive in questo momento, 262 persone ricoverate, 68 persone in terapia intensiva, 54 dimessi e 29 decessi. Questo bollettino del mattino ovviamente vi posso già anticipare che le terapie intensive sono già arrivate a 75. Una comunicazione che voglio fare ai veneti nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti. C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare
il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco, altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi e invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi i commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo, vi ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? E che giorno è oggi? Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi che da volontari si sono offerti, e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito. A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6
ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci dei locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no? Che se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta perché così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non abbiamo dette queste robe, le sto dicendo con cortesia da giorni. Oggi le dico un po' più con vigore. È un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto, tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncoematologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto, inizia a stare a casa. È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi peraltro ho dato a disposizione anche la sanità e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto, però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Quindi l'appello che faccio ai veneti oggi è questo. Restate a casa. Io non ho altro da aggiungere. Prego. Quindi secondo lei si potrebbe procedere con una fase di tamponi su tutta la popolazione arrivati a questo momento? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo. Abbiamo fatto ormai penso oltre 20.000 tamponi. Poi c'è una capacità di farli i tamponi. Pensare di tamponare 5 milioni di veneti piuttosto che 60 milioni di abitanti oggi è pressoché impossibile, ma non perché ci sia disorganizzazione. I tamponi non è solo il problema di farli, ma è anche di analizzarli. Poi c'è un altro tema, lo dico perché anche qui io ho scoperto che ci sono i terapiatisti, ci sono quelli delle scie chimiche, c'è il mondo intero su sta roba qua. Voglio ricordarvi che il tampone negativo oggi sulla stessa persona può essere positivo domani. Il tampone è una fotografia. Quindi in teoria, se volessimo avere la certezza assoluta matematica all'ennesima potenza, dovremmo fare i tamponi anche più volte al giorno, tutti i giorni.
Però il tampone è un grande elemento che ci dà già un grosso screening, perché se noi riusciamo, più positivi becchiamo asintomatici, più riusciamo a fare gli isolamenti di focolai. Vi do solo un dato: a Vo abbiamo scoperto che circolavano 6 persone positive asintomatiche che stanno bene, che di più non si può, ma li abbiamo beccati con i tamponi. E dico anche che oggi noi sappiamo che in virtù anche di nuove norme tutti quelli che hanno sindrome influenzale vengono tamponati d'ufficio, quindi stiamo ampliando veramente, fra l'altro con un progetto che anche presenteremo, il tema dei tamponi. Però il tema dei tamponi è un di cui di tutta la partita. La parte principale è l'isolamento dei veneti. Se i veneti si mettono in isolamento, questo ci aiuta molto. Allora, se prendiamo il contingente che è esposto, perché lo dobbiamo riconoscere, e ci espone al contagio, che è quello di chi va a lavorare, abbiamo però una parte di popolazione che possono essere almeno 2 milioni di veneti, che se stanno a casa in isolamento ci aiutano a fronteggiare questa emergenza. Dopodiché verranno anche altre misure. Tutti mi dicono: ma cosa accadrà? Io posso dirvi che ogni secondo in questa emergenza ha la sua pena. Quindi evitiamo di fare l'analisi di quello che abbiamo detto un secondo prima, perché già sto dicendo cose che forse sono già vecchie rispetto a quello che accadrà prima di sera. Quindi in virtù di questo isolamento di massa, con queste nuove misure sanitarie, si prevede anche una chiusura anticipata, se non del tutto, dei centri commerciali? No, io non ho detto questo, ho detto che oggi la norma è chiara. La norma dice che il fine settimana sono già chiusi i centri commerciali, aperti solo per le attività di vendita di alimentari e farmacie. Però la mia preoccupazione qual è? Che uno, pur di andare a fare una passeggiata a guardare le vetrine, tutti si riversano magari, se piove, nel centro commerciale. O la mia preoccupazione è che fine settimana c'è sole, andiamo tutti a respirare l'aria buona del mare, ma se tutti si ritrovano con le foto che ho visto io a riempire i pontili e il lungomare, cioè vuol dire che stiamo trasportando il virus alla velocità della luce, e quindi poi il raccolto lo facciamo dopo, lo vediamo nelle curve, con l'impennata delle curve. Quindi il vero tema è che i cittadini non devono aspettare decreti, devono stare a casa. C'è anche la partita dei mercati settimanali a tal proposito, non nel fine settimana. Beh, questo è già previsto, il tema del fine settimana. Dopodiché al mercato non è che si va a fare una passeggiata. Se qualcuno non riesce a evitare di andare al mercato perché non è riuscito a approvvigionarsi, che so, del latte, piuttosto che, a parte il fatto che non so se sì, il latte si trova anche al mercato nel banco dei formaggi, piuttosto che la verdura o altre cose, l'importante è non andare in mezzo alla folla, l'importante è non andare in mezzo ai cittadini. Vi ricordo che la distanza minima è 1 metro, ma 2 metri è meglio, 3 metri è meglio ancora, 4 metri è più che sufficiente, 5 metri è più che soddisfacente, e non incontrare nessuno è la soluzione migliore. Governatore, avete già formalizzato, le chiedo sulla base di quello che comunque ci ha spiegato, le possibili richieste al Premier Conte di aumentare, insomma, le restrizioni? Ma guardi, questi sono tutti temi che matureranno ora dopo ora. Anche oggi pomeriggio abbiamo una videoconferenza, ieri abbiamo fatto 3 ore, penso, e mezzo di videoconferenza. E bisogna andare sul fronte delle restrizioni, però io resto sempre convinto di una cosa, cioè alla fine è un fatto culturale. Se capiamo che è un problema, tutti noi assieme è come costruire un alveare, un'ape dopo l'altra costruisce un grande progetto. Se pensiamo che ci sia solo l'ape regina che costruisce l'alveare, muore l'ape regina, crepa l'alveare e crepano tutte le altre api. Questa è la verità. Dobbiamo fare un lavoro da squadra, cioè dobbiamo fare un lavoro di squadra. È fondamentale, c'è nessuno deleghi, magari per avere, come si può dire, per essere con la coscienza a posto, il problema al vicino di casa. Possiamo fare una cosa per le esigenze televisive? Le faccio 2 domande e mi vai diventare sì, prego. Molto brevi, che così possiamo metterle poi immediatamente in onda. Presidente, la situazione è grave. Lei lancia un appello forte ai veneti? Ma assolutamente sì, al momento è sotto controllo, le curve ci dicono che ci sarà un inasprimento forte dell'ingresso del virus nella comunità. I veneti devono stare a casa, nel senso che chi non ha esigenze lavorative, per tutto il resto bisogna stare a casa, evitare ogni spostamento. I modelli matematici cosa dicono?
I modelli matematici ci dicono che alla volta del 15 di marzo avremo un'impennata importante degli accessi alle terapie intensive. Io spero che non si realizzi, ma ho l'obbligo di dire questo. E c'è un rischio rispetto agli ospedali e alle persone che sono ammalate per altri motivi? Guardi, la prima cura siamo noi veneti al coronavirus. Se noi non osserviamo le regole di stare a casa, di stare isolati, finirà che dovremo svuotare gli ospedali dei pazienti ordinari e riempirli di pazienti coronavirus. Presidente, ci saranno delle ordinanze più severe perciò da far rispettare? Ma ci saranno sicuramente sempre più ordinanze restrittive, ma la vera sfida è quella di far capire ai cittadini di non avere contatti, di non avere vita, purtroppo è brutto dirlo, relazioni sociali in questo momento, restare a casa per quanto possibile e uscire il meno possibile. Ordinanze regionali da concordare con il governo? Ma guardi, ormai siamo assolutamente in scia rispetto a questo, nel senso che anche come governatori condividiamo la sfida che alcune limitazioni debbano essere ancora più accentuate, non andare a passeggiare al mare, non andare a riempire le piazze, non andare nei centri commerciali, insomma restare a casa. Le attività produttive? Le attività produttive in questo momento sono ancora aperte, non escludo che ci possa essere qualche altro salto in avanti, balzo in avanti, ma al momento non ho novità, sia per le attività produttive che per le attività commerciali. Così per i trasporti pubblici? Così vale anche per i trasporti pubblici e ognuno di noi deve pensare che non è sufficiente dire chiudete i negozi e mi metto il cuore in pace. Il vero tema è sto a casa e chiedimi di chiudere anche i negozi. Presidente, scusi, appunto dal punto di vista economico sono arrivate delle rassicurazioni per quanto attiene ai ristori tanto attesi? Ci hanno annunciato il decreto alla volta di venerdì, il decreto che abbiamo negoziato come Presidenti delle Regioni e parti sociali e tutto il mondo imprenditoriale rispetto a quei 7 miliardi e 6, 7,5 per aiutare le imprese. Ovvio che siamo davanti a un'emergenza la più terribile che è toccata a questo Paese, è un'emergenza che ha valore europeo e l'Europa in questo momento non si sta coordinando e non sta coordinando gli Stati membri. 15 miliardi sono previsti però. Guardi, io penso che che sono 15 piuttosto che siano 20 o 25 saranno sempre pochi rispetto al danno che comunque 25 al momento sono lievitati dai 3,6, siamo arrivati ai 25, bene, ma sono sempre pochi rispetto, e non lo dico per polemica, rispetto ai danni che questo virus fa e farà. Sul supercommissario lei che posizione? Ma guardi, a me interessa che riusciamo a risolvere il problema, non sono partite nelle quali io voglio entrare, cioè, guardi, io penso che in questo momento dobbiamo parlare ai cittadini, se i cittadini ci aiutano con il rispetto del fatto di stare a casa riusciamo a venire fuori velocemente, se si va fuori per esorcizzare il virus o per altre menate che non siano quelle indifferibili si fanno tanti danni. Presidente, lei prima ha dichiarato se continuiamo su questa strada arriveremo alla chiusura totale, una proposta già avanzata dal suo collega. La situazione lombarda è una situazione tragica, è una situazione assolutamente che mi vede assolutamente a fianco del governatore Fontana e devo dire che la misura dell'isolamento totale è la misura, diciamo, quella assolutamente più consona, però è pur vero che questa è una decisione che deve essere presa ovviamente in accordo con tutti, visto e considerato che ci sono anche altre realtà che devono capire che o stanno dentro o stanno fuori da questa partita. Detta in soldoni, il governo deve dare anche delle indicazioni rispetto a una visione nazionale, dopodiché la Lombardia secondo me deve essere ascoltata perché lì la tragedia la stanno già vivendo in queste ore. Scusi, Presidente, che prima lei accennava siamo arrivati a 75 nelle terapie intensive venete, ma quant'è l'ulteriore sostenibilità di questo passo? Ma noi possiamo andare avanti ancora un po', però vi dico già che alla volta del 15 siamo già in fase, diciamo, di saturazione, ovvio di saturazione di quello che c'è, non di quello che ci sarà, nel senso che noi stiamo allestendo posti, però la foto di oggi, il 15, potrebbe essere già una foto che ci dice che arriviamo a una saturazione della parte che c'è. 15 marzo, 15 aprile? Marzo, fra qualche giorno.
15 marzo. Grazie ragazzi. Quindi state cercando di aumentare il Sì, ma noi allora, rassicuriamo i veneti sul fatto che le terapie intensive sono in aumento costante, però è pur vero che arriveremo a un certo punto che dovremo svuotare gli ospedali, dedicarli tutte a cure intensive dei coronavirus e rischieremo di non curare i veneti per le patologie normali che ci sono. Noi ogni anno eroghiamo 60 milioni di prestazioni sanitarie e quindi le vorremmo ancora erogare se permettete. Quali sono le parti? No, non c'è, fermatevi lì, cioè non andate ad avventurarvi con questi ragionamenti che poi, oltretutto sarebbe anche impreciso da parte mia, potrei farvi degli esempi ma evito di farveli. Quindi Presidente, dalle 15 di oggi in poi si saprà se verranno attuate nuove misure per quanto... Ma guardi, la nuova misura è una solo, che bisogna stare a casa. Grazie. Ah no, volevo ringraziare, fatemelo fare, volevo ringraziare tutti quei cittadini che in queste ore si stanno attivando per le donazioni e noi non è che siamo sull'astrico, però penso che sia un bel segnale da parte dei veneti perché anche questo è un fatto culturale di coinvolgimento e questo mi fa piacere. Devo dire che ci sono molti cittadini, ho visto che fanno fundraising e si stanno attivando insomma con conti, microconti per le attività di sostegno delle ULSS. Abbiamo anche già grossi imprenditori che mi hanno contattato per offrire ovviamente cifre importanti, come si può dire, anche queste sono gocce nel mare che aiutano a capire che siamo comunità e quindi io le vedo veramente di buon grado queste azioni perché siamo una comunità e lo si vede proprio in questi momenti. Non per fare le sentinelle, ma la gente ci chiede come si deve comportare laddove vede e monitora che ci sono ancora assembramenti. Ma guardate, gli assembramenti, ricordiamolo a tutti, sono proibiti per legge. C'è una circolare del prefetto Piantedosi, che è capo di gabinetto del Ministro degli Interni, che ho letto una circolare, mi sembra sia firma sua, ma l'ho letta stanotte, che è chiara, cioè gli assembramenti sono illegali. Vi è chiaro? Quindi evitiamo di fare qualsiasi forma di aggregazione che non sia sopra una persona. Appena mi diceva la videoconferenza con i direttori generali, cosa... Beh, è una videoconferenza di programmazione e di pianificazione di posti di terapia intensiva, semi-intensiva e ovviamente di malattie infettive. Guardi, noi non dobbiamo farci trovare impreparati, però è giusto avvisare i veneti che se non ci danno una mano gli ospedali non saranno più in grado di fornire il servizio che dobbiamo erogare ai veneti che non c'entrano nulla col coronavirus. Quindi la visione estrema di questa partita è che c'è il rischio di occuparci solo dei malati gravi e delle urgenze e basta. Perché la Regione Lombardia ha chiesto assistenza al Veneto, in tal senso? No, non c'entra niente questo discorso. Non sto parlando di bilanci veneti, noi li stiamo già aiutando, anche se in minima parte abbiamo un paio di pazienti lombardi non coronavirus, se non ricordo male, però è pur vero che la Lombardia deve essere aiutata. Infatti nella CROSS, che è la struttura che diciamo, brutto termine, ma comunque smista i pazienti delle terapie intensive da dove c'è l'affollamento a dove non c'è l'affollamento, dà come priorità ovviamente indirizzare i pazienti, in questo caso della Lombardia, nelle regioni non in emergenza, quindi non in Emilia Romagna, non in Veneto. Le regioni del sud sono molto preoccupate perché dicono, si autodenunciano del fatto che la loro sanità, special modo quella calabrese, lo dice la stessa Presidente di Regione, non sarebbero in grado di fronteggiare emergenze quali quelle che stiamo registrando. Ma guardi, io penso che questi ragionamenti che facciamo li facciamo anche a tutela di quelle comunità che non hanno una sanità che funziona. E l'appello lo faccio a tutti i cittadini. Al sud, dove magari la percezione è quella che avevamo noi 15 giorni fa, è bene che i cittadini evitino di riempire le piazze, di far festa o di aggregazioni, perché attenzione che quelli sono gli elementi per diffondere il virus. Grazie, buongiorno. Buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro. Queste allora le parole di Luca Zaia e è facile capire che è stato sicuramente l'intervento più duro che è stato fatto da Zaia dall'inizio di questa emergenza. Davvero
l'intervento più forte, l'intervento più emergenziale, un vero e proprio grido di Zaia che ha detto i veneti restino a casa. Adesso chiedo già alla regia insomma, di poter fare in modo di riproporlo il prima possibile, insomma, lo faremo risentire più di una volta nel corso di questa nuova lunga giornata di edizione straordinaria. Ha detto tante cose, ma le cose che restano impresse sono appunto questo grido: restate a casa. Lo dico ai veneti perché solo noi siamo, diciamo, la prima cura contro il coronavirus. È atteso per il 15 marzo, secondo i modelli scientifici, un inasprimento importante nelle terapie intensive, ma soprattutto ha detto se i veneti non seguiranno queste regole, le regole di restare a casa, la previsione è quella di 2 milioni di veneti contagiati entro il 15 di aprile. Questo è un dato davvero pazzesco, per cui proprio in base a questi dati, in base a queste cifre che sono confermate poi purtroppo giorno per giorno, abbiamo superato i 1000 contagi nelle ultime ore, anche se la situazione è sotto controllo, ma ha aggiunto Zaia, adesso è sotto controllo, è una situazione in costante evoluzione. Se verranno posti in essere comportamenti che non seguono in modo efficace le restrizioni, cioè muoversi soltanto per necessità lavorative, sanitarie e di necessità improrogabili, come ad esempio appunto andare a comprarsi da mangiare, però sempre restando a distanza, sempre seguendo le regole della distanza. Se non verranno seguite queste regole, il risultato sarà quello che vedete in onda, cioè in un mese, in poco più di un mese, quella cifra di contagi in Veneto. E dicendo questo evidentemente ha anche detto, o ha anche in qualche modo anticipato le domande sulla ipotesi del blocco totale, e ha detto è chiaro che se la situazione va avanti così si chiuderà comunque, perché saremo tutti contagiati, e soprattutto in particolare molto grave come situazione se si va avanti così, quindi se non c'è questa coscienza di seguire le regole, gli ospedali saranno svuotati dei malati ordinari, perché saranno pieni soltanto di malati di coronavirus. Allora, la pubblicità e rientriamo. Rieccoci in diretta. Dovete stamparvi bene in testa quello che c'è scritto qui sotto, è quello che ha detto il governatore Zaia poco fa, parlando dei modelli matematici e lanciando quello che è sembrato più un grido che un appello ai veneti, e cioè restate a casa e rispettate le regole, perché i modelli matematici, i modelli scientifici degli esperti della regione dicono che se non verranno rispettate le regole e le restrizioni da adottare ormai da qualche giorno, ci saranno 2 milioni di veneti contagiati entro il 15 di aprile. È già previsto un picco e una situazione particolarmente importante entro il 15 di marzo per quanto riguarda le terapie intensive. Questa è la situazione, e a proposito di questo, come da far da contraltare a quello che ha detto Zaia, e si muove Zaia anche sull'onda di quello che sta accadendo, 20 persone sono state denunciate dai carabinieri a Venezia per inottemperanza dei divieti dell'emergenza coronavirus. Nonostante i divieti imposti, infatti, nella zona di Cannareggio, i militari del nucleo natanti, dopo reiterate richieste di cessazione dell'attività, hanno sorpreso 10 giovani durante una festa all'interno di un centro culturale con tanto di musica e alcolici. Stesso scenario poche ore dopo, a pochi metri da San Marco, dove i militari hanno denunciato altre 10 persone mentre stavano bevendo alcolici per la strada, incuranti delle disposizioni ministeriali. Gli stessi in preda ai fumi dell'alcol, oltre a essere rifiutati di fornire le proprie generalità, erano sprovvisti delle relative autocertificazioni. La questura invece ha arrestato a Mestre uno straniero trovato per droga, denunciando, ovviamente era senza l'autocertificazione, ma aveva
stava spacciando sostanzialmente. Per cui questa è la situazione. Questo è a Venezia, ma si sta moltiplicando la segnalazione dei casi di provincia in provincia. Sentite a Paese, siamo nella Marca Trevigiana, cosa è costretto a fare ora il sindaco Katia Uberti, perché ci sono situazioni di un certo tipo. Guardate. Il servizio Uberti. A Paese le decisioni del sindaco. Difficile far capire alla gente che bisogna rispettare le direttive perché a rischio è la nostra salute. In questi giorni, nonostante la richiesta di rimanere a casa ed uscire solo per motivi urgenti o lavorativi, in piazza Paese sono stati segnalati assembramenti di persone. Numerose le chiamate arrivate al sindaco Katia Uberti. Ho ricevuto anche ieri più di segnalazioni che appunto in alcuni parchi, ma anche di fronte alla piazza a Paese, ragazzini, gruppi di ragazzini che continuano a giocare, ridere, scherzare, si abbracciano, magari ovviamente sicuramente i genitori sono al lavoro, non consapevoli che magari lo stesso figlio è in giro a zonzorare, a bighellonare. Non solo giovani, ma anche anziani incuranti del pericolo. Ci sono ancora gruppi di ragazzi, gruppi di anziani che si ritrovano magari all'aperto, però è fondamentale evitare qualsiasi tipo di assembramento. Si deve uscire solamente per esigenze, motivate esigenze di lavoro, di salute, necessità. Queste sono le indicazioni, non dobbiamo prendere tutto sotto gamba, cioè il virus va contenuto e purtroppo si sta verificando che è un virus molto molto contagioso. È vero che è cambiato il nostro modo di vivere, spiega la Uberti, ma è solo per un breve periodo e soprattutto per tutelare la nostra salute. Nonostante gli appelli rivolti ai cittadini da parte del sindaco anche sui social, ora ha preso la decisione di far scattare i controlli. Adesso faremo intervenire anche le forze dell'ordine, cioè ho dato istruzioni stamattina al comandante di pattugliare e visionare il territorio in maniera propositiva, cioè spiegare anche a questi ragazzi a cosa si va incontro. Questo accade a Paese, vediamo adesso i controlli invece a Padova, anche in stazione. Giornata di controlli da parte delle forze dell'ordine lungo le strade, in città, ma anche alla stazione ferroviaria, zona di competenza della Polfer. Treni quasi vuoti, calo importante dei viaggiatori, molti con le mascherine, tutti attenti alle distanze di sicurezza. Gli agenti hanno controllato a lungo i viaggiatori in partenza e in arrivo, perché vanno comunque rispettate le disposizioni del decreto del governo. Sono due in realtà le pattuglie della Polfer in azione, una è qui dietro di noi, ce n'è un'altra invece all'interno sui binari. Controllano i biglietti del treno, la provenienza, dove la destinazione, la residenza. Per viaggiare e spostarsi in treno infatti vale comunque la stessa regola delle auto, spostamenti se necessari per ragioni di lavoro, di salute o di necessità. Molti viaggiatori hanno anche l'autocertificazione che spiega i motivi dello spostamento, per lo più si tratta di lavoratori. I treni partono e arrivano regolarmente, pochi quelli cancellati, sono soprattutto i convogli diretti all'estero a essere soppressi. Lungo i binari i viaggiatori restano a distanza di sicurezza, l'atmosfera è cupa, la preoccupazione è palpabile. Gli agenti della Polfer sono avvicinati da molte persone che chiedono chiarimenti, mostrano dichiarazioni dei datori di lavoro, fanno domande di ogni tipo. All'esterno poca gente, qualche taxi in attesa, parcheggi vuoti, un fatto eccezionale. Intanto lungo le strade sono proseguiti per tutto il giorno i controlli delle forze dell'ordine, da nord a sud della provincia. C'è chi ha motivato il viaggio con l'acquisto di vino a vo', tanto che aveva le damigiane in auto, e chi ha portato a spasso il cane lontano da casa, entrambi comportamenti non consentiti dal decreto. Tra tutti i controlli, in 2 casi si è arrivati anche alla denuncia per la violazione dell'articolo 650 del codice penale. Si rischia l'arresto e una multa di 206 euro. Questi dunque i controlli, fra poco ci colleghiamo con il nostro Federico Fuseti che si trova vicino a un supermercato a Padova. Sapete, la necessità di andare a comprare da mangiare è una delle necessità che prevedono la possibilità di spostarsi, però bisogna farlo sempre evitando gli assembramenti. E sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza. Gli anziani, se possibile, fatevi fare la spesa da qualcuno.
magari il vicino di casa, magari qualche parente che abita nelle vicinanze, rispettando comunque le distanze di sicurezza anche con quella persona. Dunque è fondamentale questo, perché il monito di Zaia è stato chiaro, lo ripeteremo ossessivamente in questa giornata, ma è fondamentale. Se non si rispettano le regole, entro il 15 aprile i modelli matematici e le previsioni parlano di 2 milioni di veneti contagiati entro un mese o poco più. Fatemi sapere quando Fusetti è pronto con Christian Roque Allende. Intanto, l'abbiamo detto, resta in ballo il cosiddetto blocco totale che la Lombardia ha chiesto, ci sta pensando anche il Piemonte. Il Veneto si è allineato a questa decisione, a questa richiesta. La Lombardia ha già fatto una richiesta formale perché così ha chiesto Conte, il Premier Conte. Allora facciamo così, visto che stiamo parlando di questa situazione, c'è un estratto della conferenza stampa di questa mattina del Premier Conte che parla proprio delle misure restrittive chieste dalla Lombardia. Chiedo perdono, intanto mi segnalano che il nostro Federico Fusetti è con Federico Cibotto, non con Christian Roque Allende. Allora, Conte sulle misure restrittive. Ieri c'è stata una videoconferenza che c'è ogni pomeriggio con i governatori in protezione civile, con i governatori del territorio. È stata un po' anticipata questa richiesta. Io ho dato mandato al ministro Speranza, che ha sentito il governatore Fontana, ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste, ovviamente le indicazioni, ovviamente motivandole. Quindi siamo in attesa in questo momento di ricevere le richieste della Lombardia, della Regione Lombardia, e chi meglio del governatore che conosce in dettaglio il territorio e che può, come dire, farci pervenire formali richieste. Ho già dichiarato, per quanto riguarda l'atteggiamento del governo, che non c'è nessuna chiusura verso eventuali misure più restrittive. Quindi fermo restando che noi abbiamo già adottato proprio ieri l'altro come sapete, un DPCM che ha introdotto un regime esteso a tutta la penisola, ma siamo disponibili assolutamente a seguire le richieste, l'evolversi del contagio e quindi della curva epidemiologica, le richieste che ci dovessero pervenire dalla Lombardia e dalle altre regioni. Io l'unica cosa, ma mi permetto di formulare, non è tanto rivolto ai governatori, perché i governatori hanno presa sul territorio e quindi hanno, come dire, per definizione sono motivate le loro richieste, giustamente nascono da istanze concrete e importanti. Io mi rivolgo invece a tutti coloro che partecipano al dibattito pubblico. Vi invito, a procedere con grande attenzione e anche senso di responsabilità. Noi abbiamo come obiettivo primario, e penso che tutti possiamo condividerlo, abbiamo l'obiettivo prioritario di tutelare la salute dei cittadini. Perché rispetto a tanti altri interessi costituzionali, anche di rango costituzionale, che sono in gioco, questo è sicuramente l'obiettivo prioritario. Però teniamo conto anche che ci sono appunto altri interessi anche in gioco. Per esempio, quando noi disponiamo misure restrittive che incidono sulla vita delle persone, dobbiamo essere consapevoli che ci sono libertà civili, diritti sociali che vengono incisi, dobbiamo tener conto che c'è la libertà di impresa che subisce restrizioni, anche essa è un valore costituzionale, dobbiamo tener conto di tutti gli interessi, quindi dobbiamo sempre procedere con attenzione. Perché siccome adesso inizia a vedere i sondaggi e la maggioranza degli italiani vogliono misure più restrittive e meno restrittive, stiamo attenti, non affidiamoci a delle istanze e reazioni emotive. Noi dobbiamo sempre seguire un percorso, il percorso che stiamo sin qui seguendo a livello di governo nazionale col coordinamento dei governi territoriali. Abbiamo un comitato tecnico-scientifico che ci deve guidare. Delle volte potrebbe anche dirci, e dobbiamo stare attenti anche a valutarle poi politicamente, che alcune misure non offrono nessuna garanzia di affidabilità per quanto riguarda una efficace risposta.
E poi ovviamente dobbiamo tener conto che quando andiamo a perseguire l'obiettivo assolutamente, ribadisco, prioritario della tutela della salute, ci sono anche interessi in gioco che in qualche modo altri interessi di pari rango costituzionale che vanno contemperati. Ecco, non vorrei che questo dibattito pubblico che si levasse iniziasse a chiedere in modo parossistico misure restrittive e un domani il Paese si dovesse svegliare e accorgersi che si è concentrato su un obiettivo che, ripeto, non voglio essere frainteso, assolutamente prioritario, ma a quel punto lì tutti gli altri interessi in gioco non rimarrebbero più in piedi, sarebbero stati completamente conculcati, completamente esiliati. Così Conte avete sentito. Nel frattempo, e adesso ci colleghiamo subito con Federico Fusetti, c'è l'informazione che da Belluno in prima mattinata, eccolo, no, non occorre che lo facciamo vedere, lo leggo io perché si legge pochissimo. Una paziente di 91 anni ricoverata presso l'ospedale di Belluno e riscontrata positiva al Covid-19 è deceduta. Si tratta del primo decesso a Belluno nel cluster di Belluno. Non è conteggiato nei 29 decessi che io vedo all'interno del report regionale, quindi dovrebbe essere la 30ª vittima perché è morta questa mattina, quindi la prima vittima della zona di Belluno. La paziente era stata trasferita dalla geriatria di Feltre al reparto di malattie infettive a Belluno dopo il riscontro della positività al Covid-19. Sono in corso le valutazioni del caso da parte dell'Istituto Superiore di Sanità sulle cause del decesso, ecco perché non è rientrata nel report regionale, ma appunto diciamo che è una anziana morta e aveva il coronavirus, quindi questo è il dato di Belluno. Allora, a Padova credo che tu sia a Padova, Federico, insieme a Federico Cibotto, davanti a un supermercato, uno di quei luoghi che è diventato in questi giorni un po' al centro dell'attenzione. Certo Nicola, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. I supermercati sono in effetti al centro dell'attenzione in questi giorni perché sono i luoghi in cui si può continuare a venire ovviamente per fare la spesa e per avere una parvenza, chiamiamola così, di normalità. Noi siamo uno dei punti vendita lì, quello di Chiesa Nuova, quindi siamo proprio alle porte ovest, diciamo, di Padova, però credo che la situazione sia comune un po' a tutti. Non so se mi senti, ecco, ti senti, non credo che, perché era in diretta adesso il governatore Zaia, non so se il tuo ospite ha sentito le parole di Zaia, nel caso fagli una breve sintesi. È stato molto duro Zaia, ha detto ai veneti restate a casa se non per estreme necessità come ad esempio appunto il lavoro e necessità sanitarie. Ha detto voglio vedere le strade vuote perché il rischio è quello di un contagio di 2 milioni di veneti entro il 15 di aprile se non si rispettano le regole. Sì, Carlo Broccardo, che ringrazio, che è il direttore vendite del gruppo lì, buongiorno. Ne stavamo parlando della dichiarazione di Zaia, cioè che è stato molto duro, ha detto insomma voglio vedere poca gente per strada, il più possibile rimanere a casa. Intanto però partiamo dalla situazione vostra. Possiamo dire insomma che è sotto controllo. Sì, noi abbiamo avuto un aumento di... Scusi se la interrompo, stiamo un po' a distanza, non per mancanza di rispetto ovviamente, ma per rispettare... Esatto. Sì, abbiamo avuto un aumento di flussi in questi giorni, naturalmente era la normalità, però siamo riusciti ad approvvigionare naturalmente tutti i nostri negozi. Abbiamo visto anche da parte dei clienti una spesa molto ragionata per quanto riguarda anche le merceologie e vorrei tranquillizzare i nostri clienti che i nostri supermercati continueranno a rimanere aperti e saranno comunemente e giornalmente approvvigionati della merce. Zaia però ha detto insomma muovetevi il minimo indispensabile, che cosa si può fare? C'è qualche consiglio da dare? Magari venire di meno, acquistare per più giorni, cioè, che cosa potremmo dire? Esatto, effettivamente per evitare anche grossissimi afflussi nei momenti topici delle vendite sarebbe importante avere un afflusso un po' più diluito nella giornata, quindi iniziare già dal mattino presto, non preoccuparsi di arrivare presto perché
la gente non trova la merce, ma si potrà trovare anche se uno dovesse venire verso tardi alla sera, e poi effettivamente non magari frequentare giornalmente per le piccole spese, magari fare una spesa un po' più ampia, comunque tranquillizzando che le normative ci permettono anche di pilotare un attimo questi flussi all'interno dei supermercati, addestrando il nostro personale, cercando di mantenere il più possibile le disposizioni date, per cui mantenere le distanze tra i clienti, agevolare al massimo il servizio alle casse, fare in maniera che anche nei banchi con servizio takeaway cerchino di trovare il prodotto senza dover aspettare davanti al banco, e tutto quello che c'è possibile di fare, noi cerchiamo di farlo. Adesso alle nostre spalle ci sono le porte che sono rimaste aperte, perché così forse Federico Cibotto vi può far intravedere le casse. Alle casse il personale indossa dei dispositivi, le mascherine, abbiamo visto che ce l'hanno in molti, anche i guanti hanno alcuni, e come vi regolate? E anche molti clienti, devo dire, che fanno la stessa cosa. Sì, c'è una maturità importante nei clienti, e questo ce lo stanno dimostrando. Noi abbiamo dato la disposizione che chi volesse indossare le mascherine può indossarle, ne abbiamo date noi in dotazione al punto vendita, a tutti i punti vendita, con le grossissime difficoltà di reperirle, perché oggi il mercato sembra che sia impossibile trovarle. Abbiamo messo degli igienizzanti per le mani sia per i clienti che per i nostri collaboratori. Abbiamo creato un protocollo per i collaboratori dove viene indicato quanto devono lavarsi le mani, come devono lavarsi le mani e soprattutto la frequenza, e facciamo delle pulizie aggiuntive soprattutto di sanificazione del punto vendita, e poi facciamo delle sanificazioni notturne attraverso la fumigazione. Serve una sanificazione che viene fatta al negozio chiuso, in cui viene sanificato completamente tutto il locale, e questo lo facciamo naturalmente alla sera a porte chiuse, quando i clienti non ci sono durante la notte. Questa è un po' la situazione, Nicola, grazie anzi direttore, perché ci ha un po' detto anche cosa succede dietro le quinte, quindi cosa succede all'interno dei supermercati quando la gente non c'è, quindi c'è questa attenzione alla pulizia. Vediamo comunque l'afflusso è tranquillo, è regolare, insomma molti con le mascherine che fino a ieri i clienti non le indossavano, ma da oggi le hanno, e credo che non sia un motivo di allarme, anzi è un motivo di responsabilità questo. Qui si deve venire, nei supermercati di qualunque marca ovviamente si deve venire, ma lo si fa con grande attenzione e direi anche responsabilità. Se non hai domande, Nicola? Non so, magari poi ci possiamo ricollegare per vedere se ci riesci a sentire, per capire o vedere se riesci a sentire qualcuno delle persone che vanno a fare la spesa, insomma le vedo che entrano coi carrelli, insomma come prendono, come hanno appreso anche delle parole oggi di Zaia per commentare insomma quello che è questa situazione. Grazie, allora, grazie, ci ricolleghiamo tra poco con te, continua pure nel tuo viaggio. Fra poco ci ricollegheremo anche con Anna Maria Parisi dal Veneziano, insomma ha seguito la conferenza stampa di Zaia e ci dirà invece qual è la sua prossima tappa del viaggio di oggi. Pubblicità e poi torniamo subito. Rieccoci in diretta in questa edizione straordinaria, nel giorno forse più duro per il Veneto per tanti motivi, perché si è superata quota 1000 contagiati, 1023, sono 29 i decessi, e per le parole che abbiamo sentito e che risentiremo spesso oggi del governatore Luca Zaia ai veneti, ovvero state a casa, se non per stretta necessità, rispettate le regole, altrimenti il rischio è quello di 2 milioni di veneti contagiati entro il 15 di aprile. A quel punto dice non ci sarà più da discutere se chiudere o meno le attività, perché saranno chiuse e gli ospedali saranno solo pieni di malati di coronavirus, e quindi sarà necessario svuotare gli ospedali. La situazione per adesso è sotto controllo, dice Zaia, e Zaia in questi giorni ha tenuto a sottolineare che tutte le sue dichiarazioni hanno una scadenza temporale, perché la situazione è talmente in evoluzione che ogni dichiarazione fa testo per l'ora in cui viene
in cui viene portata, diciamo, a conoscenza di tutti. Per adesso la situazione è sotto controllo, parliamo delle terapie intensive perché quello ovviamente è il dato più importante, però se dovessero continuare i contagi i modelli sono chiari. Ci sarà un picco in terapia intensiva entro 5 giorni, quindi al 15 di marzo, e sarà il momento della verità. Ricordiamo che Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto che i prossimi 14 giorni sono cruciali per capire l'andamento del contagio, e ha anche detto l'Istituto Superiore di Sanità che non si prevedono cali in questi giorni, anzi aumenti per quanto accaduto in questi giorni, cioè per colpa di coloro che hanno propagato il virus senza rispettare le regole. Dicevamo dell'attività, il dibattito è comunque in corso, gli industriali chiedono di non bloccare tutte le attività, così anche gli industriali della Lombardia, perché la Lombardia ha ufficialmente chiesto il blocco totale per 15 giorni delle attività produttive, se non alimentari e farmacie. Confindustria Lombarda invece dice tenere aperte le aziende. Perché è arrivata l'ufficialità? Perché contro, l'abbiamo sentito prima, il Premier ha chiesto che ci sia una richiesta formale, una proposta concreta. È arrivata sul tavolo di Conte e potrebbero comunque allinearsi anche il Veneto e il Piemonte, a quanto ci è dato sapere, ma ci sono anche altri imprenditori che hanno deciso, piccoli imprenditori soprattutto, che hanno deciso, ma non solo, di chiudere al di là, senza aspettare misure restrittive, proprio per tutelare i propri dipendenti. In tutto questo, come sappiamo, si attende anche di capire quali saranno le misure per imprese e famiglie, le misure del governo a livello economico, il decreto famiglia e imprese con un piano da 25 miliardi annunciato oggi. Allora, vediamo l'imprenditore di Scorzè. Chiedo a Anna Maria di pazientare un minuto, poco più di un minuto, l'imprenditore di Scorzè che ha deciso di chiudere l'attività. Io per la mia famiglia, per la mia azienda, per le famiglie dei miei collaboratori, ben 11, io da domani chiudo l'attività. Chiudo l'attività fino a data da destinarsi. La chiudo di mia iniziativa, con i contro che ci saranno per un discorso economico, ma sono sicuro che la vita viene prima di tutto. Il lavoro poi, se avrò la vita, comunque posso riprenderlo in mano, ma la priorità è la vita, ragazzi. Una decisione non certo semplice, sofferta sicuramente quella presa da Francesco Miatto, titolare insieme alla sorella di una ditta che produce tende e pergole a Scorzè. Con circa 11 dipendenti, Miatto qualche giorno fa era davanti alla TV ad ascoltare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l'approvazione del nuovo decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto di ieri sera, sinceramente, speravo che chiudessero tutte le aziende, perché è questa la cosa sicuramente da fare, subito, immediata, per combattere il virus. L'imprenditore ha iniziato così a riflettere su cosa fosse meglio fare, poi è arrivata la telefonata di un amico. Ho sentito un altro mio amico che ha dei suoi coetanei da Vo, che ha più di qualche amico dei 35-45 anni intubato da 15 giorni. Al solo pensiero dico, ma forse non vale la pena tenere aperto, perché lo Stato mi ha detto sì, può andare a lavoro. L'iniziale idea di fermare la propria azienda è diventata una decisione concreta quando Miatto ha ascoltato le parole della sorella prima e di un amico poi, entrambi medici, testimoni diretti della difficile situazione che si sta vivendo tra le corsie degli ospedali in questi giorni. Mi hanno detto una cosa: Francesco, stai a casa tua. Fino a che lo sento sui social è una cosa, sì, ma quando lo senti in persone che sono in prima linea, questo mi fa pensare. Da qui la decisione volontaria, seppur al momento non prevista dal decreto, di fermare la produzione.
E in queste ore sono diverse le catene di abbigliamento e calzature anche di notte, marche che hanno scelto di chiudere i propri negozi in tutta Italia, mentre molte aziende, laddove è possibile, stanno avviando lo smart working. Il messaggio di Francesco Miatto e i suoi colleghi imprenditori è ben chiaro. La cosa importante è la vita, il resto si può fare. Io sto a casa. Queste le parole dell'imprenditore di Scorzè. Adesso allora a Marghera con Anna Maria Parisi. Anna Maria, una voce, quella di Zaia, particolarmente forte, quella di oggi, un grido quasi. Io sto a casa, l'ha detto anche lui, io dopo il lavoro sto a casa, e ha chiesto ai veneti questo sacrificio. Per favore, ha detto, state a casa anche voi, perché la partita è davvero molto molto seria, si parla della vita. Infatti, rifacendoci alle parole appunto appena date in onda dell'imprenditore Francesco Miatto, ha fatto riferimento anche lo stesso Presidente alle persone giovani e non soltanto anziane che risultano in terapia intensiva, ricordando i dati: 75 persone ad oggi alle 12:30, quindi un'ora fa, ricoverate in terapia intensiva in tutto il Veneto. E ha ricordato il Presidente, non si tratta comunque di persone che sono a letto così, in ospedale così per stare, sono persone intubate, e tra gli intubati ha ricordato anche persone giovani sui 30 anni e anche i bambini. E questo per la prima volta, non si era mai parlato di bambini intubati. Il rischio è molto grosso, ricordiamo le due date che appunto stiamo ricordando anche noi nel corso di questa diretta: 15 marzo e 15 aprile. 15 marzo, se la situazione andrà avanti così, si rischia che non ci saranno più letti disponibili nei nostri ospedali. 15 aprile, la data prevista per tantissimi veneti che rischiano grosso, si parla di 2 milioni di veneti. E quindi ha ricordato le 262 persone ricoverate, le 54 dimesse, per dare anche una buona notizia laddove comunque le previsioni non sono rose, e a tal proposito i 29 decessi registrati ad oggi. Il Presidente ha ricordato ancora che ci saranno nuove misure sanitarie che entreranno in vigore già dalle prossime ore e che riguardano appunto il fatto che per un positivo, per una persona che risulterà essere positiva, tutti i suoi contatti verranno isolati. Si parla quindi di isolamento di massa, e questa è una novità. Adesso teniamo ancora sotto controllo la nostra porta, che non vedete inquadrata, ma qui alla sinistra, la mia sinistra, la vostra destra, perché ci sta guardando da casa, perché potrebbe entrare da un momento all'altro nuovamente il Presidente del Veneto, Luca Zaia, che adesso è impegnato nel corso di una nuova riunione, come sempre in videoconferenza. E ricordava appunto a tutti i veneti di starsene a casa. Questo non è uno scherzo, non andate a casa dei parenti per una cena, non vi ritrovate, ha detto, con i vostri familiari nemmeno per giocare a tombola. L'abbiamo sentito nella diretta, nella conferenza stampa che appunto da qualche giorno sta andando in onda con le accurate dovute e previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con appunto le dovute distanze anche con noi giornalisti. E quindi questa nuova conferenza, che si terrà tra pochissimo dalle 15, prevede nuove misure per quanto attiene al piano sanitario, che poi di pari passo, lo sappiamo, saranno anche quelle di tipo economico. Infatti potrebbe essere, ma il condizionale naturalmente è d'obbligo, che la Regione del Veneto, così come quella della Lombardia, presenterà al governo, quindi al Premier Conte, le misure per le quali i mercati settimanali cittadini potrebbero essere sospesi nel corso delle giornate che vanno dal lunedì al venerdì, e così anche i centri commerciali potrebbero
chiudere, ma questo sono solo supposizioni, perché naturalmente il Presidente ha accennato a questo nel corso della conferenza stampa, senza però entrare nello specifico, glissando un po', visto che ovviamente si deve consultare anche con la comunità scientifica, perché tutto parte dalle indicazioni della comunità scientifica. E insomma è stato un Presidente apparso particolarmente tirato e anche molto preoccupato, perché ha detto insomma dobbiamo attenderci il picco di questo contagio tra qualche giorno, tra 5 giorni, e quindi le misure adottate potrebbero nuovamente essere ancora più forti. Dobbiamo attendere che termini questa videoconferenza e poi ci raggiunga per saperne qualcosa di più. È la videoconferenza del pomeriggio ormai quotidiana delle 15:30 anche con Boccia, e lì sarà cruciale anche capire se deciderà, come ha fatto il governatore della Lombardia Fontana, se ci sarà una richiesta ufficiale di blocco totale come ha fatto Fontana questa mattina. Grazie Anna Maria Parisi, sentinella nella unità di crisi, la task force di Marghera insieme a Sandro Ponchio. Adesso la pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, l'edizione straordinaria di oggi, 1023, lo ricordo, superata la quota dei 1000 contagiati in Veneto, ci sono 75 persone, dato ultimissimo fornito dal governatore Zaia, 75 persone in terapia intensiva, ci sono anche dei bambini, non solo degli anziani, 262 le persone in tutto ricoverate e 30 decessi, perché c'è anche il primo decesso stamane di una donna, il primo decesso a Belluno, il primo decesso di Belluno, che è una donna, una anziana di 91 anni. Tutto questo mentre gli altri paesi prendono drastici provvedimenti nei confronti dell'Italia, come ad esempio l'Austria, che ha blindato la frontiera, stop a voli, treni, immediata chiusura del Brennero. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia. Una decisione a quanto pare unilaterale di Vienna, semplicemente notificata all'ambasciatore italiano quando era stata già presa dal cancelliere Sebastian Kurz, quindi chiuso il Brennero dall'Austria per evitare gli arrivi di persone dall'Italia. Vediamo, ecco qua, questa è la curva, aspettate un secondo, ottenute da infografiche dalla Regione Veneto, ci dice il nostro Fabrizio Bazzoni, eccola qua, guardate l'infografica della curva dei contagi in Veneto, dal 21 di febbraio. Ricorderete quel venerdì in cui si annunciarono i primi 2 casi a Vo Euganeo, uno di questi diventò la prima vittima, la seconda poi è morta la scorsa notte. Questo è il quadro dei contagi ed è riferito ai 913, il dato di ieri sera, che adesso è diventato 1023. Guardate la curva dei contagi, non c'è stato praticamente mai nessuna pausa in questa curva, è stata pressoché costante con qualche variazione. C'era stato, lo ricorderete, nei giorni scorsi un trend che pur in crescita sembrava assestarsi su pochi casi, ma è ripartito, come vedete nell'ultimo tratto c'è stata l'impennata, il famoso picco che tutti stavamo attendendo e che continuerà nei prossimi giorni. Questo è abbastanza indicativo. Grazie a Fabrizio Bazzoni, ci ha fornito questa infografica della Regione Veneto. Allora, gli appelli continuano, si stanno moltiplicando, ce n'è anche uno importante dall'isola di Burano, da un nostro telespettatore assiduo, nonché una persona che ci aiuta spesso quando ci sono le nostre dirette da quella zona, ci ha dato tante informazioni e video durante l'emergenza dell'acqua grande a Venezia. Filippo Lazzarini
della Protezione Civile di Burano, che fa questo appello. Sentite. Ragazzi, mi raccomando, bisogna stare a casa. Anche qui a Burano, in isola, bisogna stare a casa. È un'isola, ma anche qua dobbiamo tenere a mente le regole che ci sono state imposte dal Ministero. Abbiamo parlato anche stamattina con il comando dei Carabinieri. Ci sono dei gruppetti di ragazzi e di persone anche in giro per Mazzorbo e in giro per Burano, per l'isola. Un assembramento non deve essere, non ci devono essere assembramenti. 10 giorni, vi chiediamo 10 giorni. Ansate a casa, fate fare i compiti, raccontate storie, fate come ho fatto io, prove di cucina, fate quello che volete, ma restiamo a casa. Per questi giorni stiamo a casa, ne va della nostra salute, dei bambini, dei giovani e anche degli anziani soprattutto. Mi raccomando, ce la facciamo. Così Filippo Lazzarini da Burano. Lo ha ricordato nei giorni scorsi il governatore Zaia l'importanza di Viral Veneto, lo vedete su Instagram, questo profilo Instagram che è stato creato proprio per dare la possibilità anche ai giovani di poter, adesso lo ritrovo subito, accedere alle informazioni magari più velocemente con canali che conoscono meglio, ed è stato sponsorizzato da tanti cosiddetti VIP veneti, da tante persone note, da partire da Federica Pellegrini, ma non solo. E quindi le domande e risposte, posso incontrare le persone e le risposte, le tante domande. Ecco, nonché i vari influencer, insomma, veneti, coloro che diventano gli opinion leader dei giovani che stanno facendo informazione da questo punto di vista. Però c'è stato per esempio un caso a Treviso che fa discutere, anche se poi le dirette interessate, lo sentiremo, si è scusata e ha fatto davvero un passo indietro sempre sui social, ma ha girato a lungo sui canali social un video di una influencer giovane trevigiana a poche ore dal famoso decreto, l'ultimo dal decreto, quello del presidente Conte di domenica scorsa. Guardate e poi le polemiche che ne sono seguite. Io penso che a me non frega niente, io continuo a uscire, a divertirmi, bla bla bla. Sono costate una pioggia di critiche, addirittura a suo dire minacce di morte, queste parole alla giovane influencer trevigiana Victoria Tei, che alla luce dell'estensione dei divieti di spostamento, se non motivati, prima nelle 3 province venete di Treviso, Venezia e Padova, poi in tutto il territorio nazionale, aveva spavaldamente affermato che non le avrebbe osservate, motivando così il suo atteggiamento. Quando morirà una persona di età tra i 20 e i 30, 40, comunque una persona giovane, tendenzialmente giovane, in salute e morirà o si ammalerà gravemente a causa di questo virus, allora lì mi preoccuperò. Uno scenario scollegato dalla realtà che si vive negli ospedali, l'esatto contrario in buona sostanza di quanto predicano da giorni i medici, i virologi e rappresentanti delle istituzioni. Per questo Victoria, seguita sul suo profilo Instagram da circa 15.000 follower e quindi indicativo esempio per giovani e giovanissimi che la prendono come modello, è stata violentemente criticata, insultata. Nel giro di 24 ore ha capito di aver sbagliato e ha fatto marcia indietro, cancellando quel post che nel frattempo però si era diffuso in maniera virale. Chiedo umilmente scusa per le parole che ho detto, ha fatto sapere Victoria, non avrei dovuto parlare non essendo informata. Chiedo davvero scusa, ero presa dal panico perché mi era appena giunta la notizia che la mia città era stata messa in quarantena. Ho sbagliato e posso solo che pentirmene e imparare da questo e andare avanti. Allo stato attuale delle cose, almeno per quanto riguarda tutto il territorio lombardo, l'unica scelta ragionevole è la chiusura immediata di tutte le attività considerate non essenziali per la gestione dell'epidemia in atto, ribadendo l'obbligo di trattenersi al proprio domicilio con la sola eccezione delle attività assolutamente necessarie e motivate. Lo afferma la Federazione regionale dei medici, chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia, che esprime grave preoccupazione per l'evoluzione
dell'epidemia da nuovo coronavirus. Questo accade in Lombardia, cioè la Federazione regionale dei medici chirurghi appoggia la richiesta del governatore Fontana della Lombardia, chiudere tutte le attività tranne quelle essenziali come alimentari e farmacie. Ma a quanto sembra gli industriali lombardi non sono d'accordo, ed è un dibattito in corso, anche se avete sentito la situazione è appunto, il dibattito è in corso e il presidente Conte, il premier Conte ha aperto a questa possibilità. Allora, fra pochissimo risentiremo l'intervento integrale del governatore Zaia e l'appello a restare a casa, con quella previsione davvero inquietante al 15 di aprile. Allora direi che possiamo fare così, di tornare a parlare prima di continuare, di rivedere le immagini che ha girato ieri il nostro Filippo Fois, scusate, il nostro Filippo Fois nel simbolo di Venezia diventato deserto, la piazza San Marco, per effetto ovviamente delle restrizioni e piano piano poi con il timore della gente. Sentite. Il silenzio è rotto solo dal verso di un gabbiano, dai rumori di un cantiere. Nel pieno dei provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus, Piazza San Marco, che accoglie decine di milioni di turisti, appare già ricordo sbiadito di un tempo remoto. Ora è possibile persino sentire i propri passi e l'incontro più frequente è con agenti di polizia municipale e di Stato, carabinieri, militari, guardie giurate, a presidio di una piazza che non solo è quasi completamente vuota, ma è completamente chiusa a partire dalla Basilica di San Marco e dal Palazzo Ducale. Alla fine della piazzetta, dopo le colonne con le statue del Leone di San Marco e di San Teodoro, davanti al bacino un unico gondoliere attende invano l'arrivo di qualcuno. Da quanto tempo è che non fa un giro in gondola adesso? Che non arriva qualcuno a fare un giro in gondola? Da giorni. Da giorni addirittura? Sì. Quanto si può resistere in questa situazione? Molto poco. Molto poco. Sotto le procuratie una lunga serie di saracinesche abbassate. Molti hanno la scritta chiuso per ferie. Pochissimi negozi hanno deciso di rimanere aperti comunque. Chiusi anche locali storici come il Caffè Florian. Attraversando la piazza, però, sul lato opposto, tra file di tavolini vuoti, c'è chi ha fatto un'altra scelta. In questo momento siamo qui che tutti cerchiamo di dare quello che è il nostro pubblico servizio e siamo aperti chiaramente a bassissimi giri, e per dare un minimo di servizio, perché se chiudiamo tutti quanti diventa tipo Chernobyl, questo non vogliamo. Quanto si può resistere in questa situazione? Direi poco perché le nostre strutture sono strutture abbastanza complesse, personale molto e quindi bisogna fare delle valutazioni un po' più ampie, insomma. A sorpresa si materializza la categoria fino a ieri più frequente e oggi quasi totalmente scomparsa. Where are you from? Liverpool. La coppia di turisti arriva dall'Inghilterra, ama Venezia, la follia e mai avrebbe rinunciato a venire qui. Questa, dicono, è una tragedia che arriverà presto anche nel Regno Unito. Questo accadeva ieri, il nostro Filippo Fois era a Venezia in piazza San Marco ed è vero quello che poi diceva proprio Filippo nel servizio e quello che pensavano quei turisti intervistati, perché la situazione sta diventando grave anche nel Regno Unito. Ci sono dei dati allarmanti, ci sono dati allarmanti anche negli Stati Uniti, come era comprensibile, e quindi è diventato davvero una emergenza globale. Il contagio di coronavirus, del Covid-19. Vi ricordo che siamo in attesa anche di capire le misure economiche, soprattutto per le famiglie, ovviamente anche per chi lavora,
per l'emergenza coronavirus e per tutti coloro che hanno a che fare come conseguenza diretta con il coronavirus, e quindi la cassa integrazione, la gestione scusate, familiare con le scuole chiuse, quindi la necessità di dover stare a casa dal lavoro per stare con i figli, per non portare i figli ad esempio ai nonni ed evitare che ci sia questo contatto, e poi tutte le misure economiche per il comparto del turismo totalmente in ginocchio. Gli artigiani padovani a questo proposito chiedono sostegno alle imprese che devono tutelare i propri lavoratori. Sentite gli artigiani di Padova. Confartigianato Padova è dell'idea che la salute pubblica e la vita delle persone vengano prima di tutto. In una crisi inedita come quella che stiamo vivendo, riteniamo che servano decisioni univoche e dettate da valutazioni scientifiche. Dopo questo appello che facciamo come organizzazione di rappresentanza di decine di migliaia di imprese, è che ci sia una forte attenzione nei confronti delle imprese. Lo affermiamo come Confartigianato Imprese Padova, che le nostre imprese, come prima preoccupazione, hanno dovuto mettere in sicurezza i propri dipendenti. Da qui il ricorso alle ferie, alla cassa integrazione in deroga o alla bilateralità FSDA. A tal proposito, riteniamo che i fondi stanziati dal Governo per quanto riguarda questi ammortizzatori sociali siano insufficienti. Chiediamo al Governo ulteriori stanziamenti e chiediamo ulteriormente che dovrà esserci urgentemente lo stanziamento di risorse anche per il sostegno ai lavoratori autonomi. Queste le parole di Confartigianato di Padova sulle misure ovviamente che vengono richieste al governo. Ci stanno lavorando, a quanto abbiamo sentito. Il piano del governo è di 25 miliardi, stamattina c'era la conferenza stampa sia del Premier Conte che del Ministro Gualtieri, Economia e Finanze, sia del Ministro del Lavoro Catalfo. Allora, in attesa di capire poi sul tavolo quali saranno, ci sono già state ovviamente in qualche modo preannunciate, ma dovremo capire esattamente quali saranno nel concreto e quali saranno decise dal Consiglio dei Ministri. Allora adesso lanciamo la pubblicità. Poi rientriamo in diretta partendo proprio dall'intervento di questa mattina del governatore Luca Zaia, il più duro, il più sentito, il più forte degli appelli di Zaia dall'inizio dell'emergenza, perché ha detto i veneti stiano a casa, altrimenti il rischio è di un contagio di 2 milioni di veneti in poco più di un mese. Pubblicità e poi Zaia. Intanto l'aggiornamento dei casi, abbiamo 1023 persone positive in questo momento, 262 persone ricoverate, 68 persone in terapia intensiva, 54 dimessi e 29 decessi. Questo bollettino del mattino ovviamente vi posso già anticipare che le terapie intensive sono già arrivate a 75. Una comunicazione che voglio fare ai veneti nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate,
di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti. C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo, perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco o altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi e invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo. Vi ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? E che giorno è oggi? Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina di sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi
che da volontari si sono offerti, e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito. A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6, ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci dei locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no, che cioè, se ti vietano l'alcol, allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta, così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non l'abbiamo dette queste robe. Le sto dicendo con cortesia da giorni, oggi le dico un po' più con vigore. E un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto. Tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncoematologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto. Inizia a stare a casa. È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace, sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi, peraltro, ho dato disposizioni anche alla sanità
e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto. Però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Quindi l'appello che faccio ai veneti oggi è questo: restate a casa. Io non ho altro da aggiungere. Prego. Quindi secondo lei si potrebbe procedere con una fase di tamponi su tutta la popolazione arrivata a questo momento? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo. Abbiamo fatto ormai penso oltre 20.000 tamponi. Poi c'è una capacità di farli i tamponi. Pensare di tamponare 5 milioni di veneti piuttosto che 60 milioni di abitanti oggi è pressoché impossibile, ma non perché ci sia disorganizzazione. I tamponi non è solo il problema di farli, ma è anche di analizzarli. Poi c'è un altro tema, lo dico perché anche qui io ho scoperto che ci sono i terapiatisti, ci sono quelli delle scie chimiche, c'è il mondo intero su sta roba qua. Voglio ricordarvi che il tampone negativo oggi sulla stessa persona può essere positivo domani. Il tampone è una fotografia. Quindi in teoria, se volessimo avere la certezza assoluta matematica all'ennesima potenza, dovremmo fare i tamponi anche più volte al giorno, tutti i giorni. Però il tampone è un grande elemento che ci dà già un grosso screening, perché se noi riusciamo, più positivi becchiamo asintomatici, più riusciamo a fare gli isolamenti di focolai. Vi do solo un dato: a Vo abbiamo scoperto che circolavano 6 persone positive asintomatiche che stanno bene, che di più non si può, ma li abbiamo beccati con i tamponi. E dico anche che oggi noi sappiamo che in virtù anche di nuove norme tutti quelli che hanno sindrome influenzale vengono tamponati d'ufficio. Quindi stiamo ampliando veramente, fra l'altro con un progetto che anche presenteremo, il tema dei tamponi. Però il tema dei tamponi è un di cui di tutta la partita. La parte principale è l'isolamento dei veneti. Se i veneti si mettono in isolamento, questo ci aiuta molto. Allora, se prendiamo il contingente che è esposto, perché lo dobbiamo riconoscere, e ci espone al contagio, che è quello di chi va a lavorare, abbiamo però una parte di popolazione che possono essere almeno 2 milioni di veneti, che se stanno a casa in isolamento ci aiutano a fronteggiare questa emergenza. Dopodiché verranno anche altre misure. Tutti mi dicono: ma cosa accadrà? Io posso dirvi che ogni secondo in questa emergenza ha la sua pena. Quindi evitiamo di fare l'analisi di quello che abbiamo detto un secondo prima, perché già sto dicendo cose che forse sono già vecchie rispetto a quello che accadrà prima di sera. Prego. Di questo isolamento di massa con queste nuove misure sanitarie si prevede anche una chiusura anticipata, se non del tutto, dei centri commerciali? No, io non ho detto questo, ho detto che oggi la norma è chiara. La norma dice che il fine settimana sono già chiusi i centri commerciali, aperti solo per le attività di vendita di alimentari e farmacie. Però la mia preoccupazione qual è? Che uno, pur di andare a fare una passeggiata a guardare le vetrine, tutti si riversano magari, se piove, nel centro commerciale. O la mia preoccupazione è che fine settimana c'è sole, andiamo tutti a respirare l'aria buona del mare, ma se tutti si ritrovano con le foto che ho visto io a riempire i pontili e il lungomare, cioè vuol dire che stiamo trasportando il virus alla velocità della luce, e quindi poi il raccolto lo facciamo dopo, lo vediamo nelle curve, con l'impennata delle curve. Quindi il vero tema è che i cittadini non devono aspettare decreti, devono stare a casa. C'è anche la partita dei mercati settimanali a tal proposito, non nel fine settimana. Beh, questo è già previsto, il tema del fine settimana. Dopodiché al mercato non è che si va a fare una passeggiata. Se qualcuno non riesce a evitare di andare al mercato perché non è riuscito a approvvigionarsi, che so, del latte, piuttosto che, a parte il fatto che non so se... sì, il latte si trova anche al mercato nel banco dei formaggi, piuttosto che la verdura o altre cose, l'importante è non andare in mezzo alla folla, l'importante è non andare in mezzo ai cittadini. Vi ricordo che la distanza minima è 1 metro, ma 2 metri è meglio, 3 metri è meglio ancora, 4 metri è più che sufficiente, 5 metri è più che soddisfacente, e non incontrare nessuno è la soluzione migliore.
Governatore, avete già formalizzato, le chiedo sulla base di quello che comunque ci ha spiegato, le possibili richieste al Premier Conte di aumentare insomma, le restrizioni? Ma guardi, questi sono tutti temi che matureranno ora dopo ora. Anche oggi pomeriggio abbiamo una videoconferenza, ieri abbiamo fatto 3 ore penso e mezzo di videoconferenza. E bisogna andare sul fronte delle restrizioni, però io resto sempre convinto di una cosa, cioè alla fine è un fatto culturale. Se capiamo che è un problema, tutti noi assieme è come costruire un alveare, un'ape dopo l'altra costruisce un grande progetto. Se pensiamo che ci sia solo l'ape regina che costruisce l'alveare, muore l'ape regina, crepa l'alveare e crepano tutte le altre api. Questa è la verità. Dobbiamo fare un lavoro da squadra, cioè dobbiamo fare un lavoro di squadra, è fondamentale, c'è nessuno deleghi, magari per avere, come si può dire, per essere con la coscienza a posto, il problema al vicino di casa. Presidente, la situazione è grave, lei lancia un appello forte ai veneti. Ma assolutamente sì, al momento è sotto controllo, le curve ci dicono che ci sarà un inasprimento forte dell'ingresso del virus nella comunità, i veneti devono stare a casa, nel senso che chi non ha esigenze lavorative, per tutto il resto bisogna stare a casa, evitare ogni spostamento. I modelli matematici cosa dicono? I modelli matematici ci dicono che alla volta del 15 di marzo avremo un'impennata importante degli accessi alle terapie intensive. Io spero che non si realizzi, ma ho l'obbligo di dire questo. E c'è un rischio rispetto agli ospedali e alle persone che sono ammalate per altri motivi? Guardi, la prima cura siamo noi veneti al coronavirus. Se noi non osserviamo le regole di stare a casa, di stare isolati, finirà che dovremo svuotare gli ospedali dai pazienti ordinari e riempirli di pazienti coronavirus. Presidente, ci saranno delle ordinanze più severe perciò da far rispettare? Ma ci saranno sicuramente sempre più ordinanze restrittive, ma la vera sfida è quella di far capire ai cittadini di non avere contatti, di non avere vita, purtroppo è brutto dirlo, relazioni sociali in questo momento, restare a casa per quanto possibile e uscire il meno possibile. Ordinanze regionali da concordare con il governo? Ma guardi, ormai siamo assolutamente in scia rispetto a questo, nel senso che anche come governatori condividiamo la sfida che alcune limitazioni debbano essere ancora più accentuate, non andare a passeggiare al mare, non andare a riempire le piazze, non andare nei centri commerciali, insomma restare a casa. Le attività produttive? Le attività produttive in questo momento sono ancora aperte, non escludo che ci possa essere qualche altro salto in avanti, balzo in avanti, ma al momento non ho novità, sia per le attività produttive che per le attività commerciali. Così per i trasporti pubblici? Così vale anche per i trasporti pubblici e ognuno di noi deve pensare che non è sufficiente dire chiudete i negozi e mi metto il cuore in pace. Il vero tema è sto a casa e chiedimi di chiudere anche i negozi. Presidente, scusi appunto, dal punto di vista economico sono arrivate delle rassicurazioni per quanto attiene ai ristori tanto attesi? Ci hanno annunciato il decreto alla volta di venerdì, il decreto che abbiamo negoziato come Presidenti delle Regioni e parti sociali e tutto il mondo imprenditoriale rispetto a quei 7 miliardi e 6, 7,5 per aiutare le imprese. Ovvio che siamo davanti a un'emergenza la più terribile che è toccata a questo Paese, è un'emergenza che ha valore europeo e l'Europa in questo momento non si sta coordinando e non sta coordinando gli Stati membri. 15 miliardi sono previsti però. Guardi, io penso che che sono 15 piuttosto che siano 20 o 25 saranno sempre pochi rispetto al danno che comunque 25 al momento sono lievitati dai 3,6, siamo arrivati ai 25, bene, ma sono sempre pochi rispetto, e non lo dico per polemica, rispetto ai danni che questo virus fa e farà. Su un supercommissario lei che posizione? Ma guardi, a me interessa che riusciamo a risolvere il problema, non sono partite nelle quali io voglio entrare, cioè, guardi, io penso che in questo momento dobbiamo parlare ai cittadini, se i cittadini ci aiutano con il rispetto del fatto di stare a casa riusciamo a venire fuori velocemente, se si va fuori per esorcizzare il virus o per altre menate che non siano quelle indifferibili si fanno tanti danni. Presidente, lei prima ha dichiarato se continuiamo su questa strada arriveremo alla chiusura totale, una proposta già avanzata dal suo collega. La situazione lombarda è una situazione tragica, è una situazione assolutamente che mi vedo assolutamente a fianco del governatore Fontana e devo dire che la misura dell'isolamento totale è la misura, diciamo, quella assolutamente
più consona, però è pur vero che questa è una decisione che deve essere presa ovviamente in accordo con tutti, visto e considerato che ci sono anche altre realtà che debbono capire che o stanno dentro o stanno fuori da questa partita. Detta in soldoni, il governo deve dare anche delle indicazioni rispetto a una visione nazionale. Dopodiché la Lombardia secondo me deve essere ascoltata, perché lì la tragedia la stanno già vivendo in queste ore. Le terapie intensive che prima lei accennava, siamo arrivati a 75 nelle terapie intensive venete, ma quant'è l'ulteriore sostenibilità di questo fatto? Ma noi possiamo andare avanti ancora un po', però vi dico già che alla volta del 15 siamo già in fase, diciamo, di saturazione. Ovvio, di saturazione di quello che c'è, non di quello che ci sarà, nel senso che noi stiamo allestendo posti, però la foto di oggi, il 15, potrebbe essere già una foto che ci dice che arriviamo a una saturazione della parte che c'è. 15 marzo, 15 aprile? Marzo, fra qualche giorno. 15 marzo. Rassicuriamo i veneti sul fatto che le terapie intensive sono in aumento costante, però è pur vero che arriveremo a un certo punto che dovremo svuotare gli ospedali, dedicarli tutte a cure intensive dei coronavirus e rischieremo di non curare i veneti per le patologie normali che ci sono. Noi ogni anno eroghiamo 60 milioni di prestazioni sanitarie, quindi le vorremmo ancora erogare se permettete. Quali sono le parti? No, non c'è. Fermatevi lì, cioè non andate ad avventurarvi con questi ragionamenti che poi, oltretutto sarebbe anche impreciso da parte mia, potrei farvi degli esempi ma evito di farveli. Il Presidente, dalle 15 di oggi in poi si saprà se verranno attuate nuove misure per quanto... Ma guardi, la nuova misura è una solo, che bisogna stare a casa. Volevo ringraziare tutti quei cittadini che in queste ore si stanno attivando per le donazioni, e noi non è che siamo sul lastrico, però penso che sia un bel segnale da parte dei veneti, perché anche questo è un fatto culturale di coinvolgimento. E questo mi fa piacere. Devo dire che ci sono molti cittadini, ho visto, che fanno fundraising, si stanno attivando, insomma, con conti, microconti per le attività di sostegno delle ULSS. Abbiamo anche già grossi imprenditori che mi hanno contattato per offrire ovviamente cifre importanti, come si può dire, anche queste sono gocce nel mare che aiutano a capire che siamo comunità, e quindi io le vedo veramente di buon grado queste azioni, perché siamo una comunità, lo si vede proprio in questi momenti. Non per fare le sentinelle, ma la gente ci chiede come si deve comportare laddove vede e monitora che ci sono ancora assembramenti. Ma guardate, gli assembramenti, ricordiamolo a tutti, sono proibiti per legge. C'è una circolare del prefetto Piantedosi, che è capo di gabinetto del Ministro degli Interni, che ho letto una circolare, mi sembra sia firma sua, ma l'ho letta stanotte, che è chiara, cioè gli assembramenti sono illegali. Vi è chiaro? Quindi evitiamo di fare qualsiasi forma di aggregazione che non sia sopra una persona. Appena mi diceva la videoconferenza con i direttori generali, cosa... Ma è una videoconferenza di programmazione e di pianificazione di posti di terapia intensiva, semi-intensiva e ovviamente di malattie infettive. Racconto di una situazione, insomma, che sta iniziando in Italia. Guardi, noi non dobbiamo farci trovare impreparati, però è giusto avvisare i veneti che se non ci danno una mano gli ospedali non saranno più in grado di fornire il servizio che dobbiamo erogare ai veneti che non c'entrano nulla col coronavirus. Quindi la visione estrema di questa partita è che c'è il rischio di occuparci solo dei malati gravi e delle urgenze e basta. Perché la Regione Lombardia ha chiesto assistenza al Veneto, in tal senso? No, non c'entra niente questo discorso. Non sto parlando di bilanci veneti, noi li stiamo già aiutando, anche se in minima parte. Abbiamo un paio di pazienti lombardi non coronavirus, se non ricordo male, però è pur vero che la Lombardia deve essere aiutata. Infatti nella CROSS, che è la struttura che diciamo, brutto termine, ma comunque smista i pazienti delle terapie intensive da dove c'è l'affollamento a dove non c'è l'affollamento, dà come priorità ovviamente indirizzare i pazienti, in questo caso della Lombardia, nelle regioni non in emergenza, quindi non in Emilia Romagna, non in Veneto. Le regioni del sud sono molto preoccupate perché dicono, si autodenunciano del fatto che la loro sanità, in special modo quella calabrese,
guardi, io penso che questi ragionamenti che facciamo li facciamo anche a tutela di quelle comunità che non hanno una sanità che funziona. E l'appello lo faccio a tutti i cittadini. Al sud, dove magari la percezione è quella che avevamo noi 15 giorni fa, è bene che i cittadini evitino di riempire le piazze, di far festa o aggregazioni, perché attenzione che quelli sono gli elementi per diffondere il virus. Queste le parole di Zaia. A proposito di questo, da Roma, l'ANCI Veneto, l'ANCI Nazionale, dobbiamo applicare il decreto Io resto a casa, che va anche calato nelle diverse realtà. Il rischio di assembramento che va evitato può riguardare i mercati in Sicilia e al sud e le piadinerie in Emilia. Insomma, ANCI Nazionale dice applicare ovunque la norma resto a casa. E c'è stata fatta una richiesta al governo per avere interpretazioni uniformi, è quello che si chiedeva anche in queste ore, in questi giorni. Ancora, il sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula è intervenuto dopo la segnalazione di vari assembramenti nei supermercati e invita i suoi cittadini a scegliere una persona per nucleo che vada a fare la spesa. Abbiamo notizie, dice, di famiglie che si recano tutte insieme, bambini compresi, a fare la spesa. Non è questo il modo corretto di comportarsi in questa fase di emergenza. È necessario evitare l'affollamento, pertanto spiega, è raccomandabile che si rechi una sola persona per nucleo familiare a fare la spesa. Solo in questo modo riduciamo il rischio di contagio da Covid-19 per se stessi, i propri familiari, gli anziani e i bambini. Atteniamoci strettamente alle disposizioni del governo, spostiamoci solo se necessario, manteniamo la distanza fra persone di almeno 1 metro, evitiamo gli assembramenti. Il sindaco di Montecchio Maggiore. È chiaro, la spesa alimentare è una delle misure di necessità. Andate una persona per volta, fatelo quando potete e fate una spesa che vi consenta eventualmente di dilazionare la successiva spesa a qualche giorno dopo. Se avete un parente anziano nel vostro comune, nelle vostre vicinanze, non in un altro comune, possibilmente andate a fare la spesa per lui, però è anche qui, quando gli date la spesa evitate il contatto più vicino di 1 metro. Siamo nella fase più critica, entro 5 giorni il picco in terapia intensiva. Il rischio è quello che vedete qui sotto, che ha spiegato il governatore Zaia nella conferenza stampa che vedremo più volte nel corso della giornata. Il governatore Zaia ha parlato anche dei ringraziamenti, grazie per le tante donazioni che vengono dai privati cittadini e dalle associazioni alle ULS, come ad esempio gli industriali di Padova e Treviso di Assindustria Veneto 100 che hanno donato 100.000 euro alle ULS. Guardate. Gli imprenditori padovani e trevigiani scendono in campo per aiutare gli ospedali delle 2 province maggiormente colpite dal coronavirus in Veneto. Assindustria Veneto Centro ha annunciato di voler garantire una donazione di almeno 100.000 euro per contribuire a contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19 che colpisce la nostra regione. È stata così attivata una raccolta fondi straordinaria tra i propri associati, chiedendo a ciascuna impresa un contributo di 1.000 euro. La somma raccolta sarà destinata all'acquisto urgente di ventilatori polmonari per rafforzare le strutture di terapia intensiva necessarie ad affrontare l'emergenza coronavirus per le USL di Padova e di Treviso. L'importo di 100.000 euro sarà reso disponibile già da mercoledì 11 marzo. Abbiamo più volte sottolineato, dichiarano Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, che l'emergenza coronavirus richiede un'assunzione di responsabilità condivisa, consapevoli che il superamento della grave emergenza sanitaria sia premessa per la ripartenza anche dell'economia e delle imprese, messe duramente alla prova in questo periodo. Assindustria Veneto Centro ringrazia tutti i medici, gli infermieri, i volontari e tutti quanti sono impegnati nello sforzo straordinario, anche rischiando personalmente. Adesso vedremo anche le parole di Nunzia Catalfo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, questa mattina sul piano del Governo da 25 miliardi per famiglie e imprese. Nel frattempo un comunicato, una circolare dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, premesso che solo autorità ministeriali o prefettizie possono imporre comportamenti ai cittadini. Noi come Andi Treviso, Associazione Nazionale Dentisti Italiani Treviso, ci sentiamo di ribadire con forza quanto già consigliato nella mail inviata ai soci lunedì, e cioè di rimandare a data futura tutte le cure ordinarie e trattare esclusivamente le urgenze, le cure improcrastinabili, per evitare che le persone si rechino in ospedale.
quindi anche i dentisti, insomma l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani valuta questa opzione, insomma consiglia, dice ai suoi associati rimandare le cure odontoiatriche se non urgenti ovviamente e improcrastinabili per evitare che ci siano troppi contatti. Dicevamo la chiusura, l'isolamento provoca delle conseguenze di gestione ovviamente della vita quotidiana e ovviamente anche di lavoro. Allora il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo stamattina in conferenza stampa. Sì, grazie. Come Ministero del Lavoro stiamo preparando ed elaborando delle norme che vadano a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane, dalla previsione dell'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le aziende che vanno anche dai 5 ai 15 dipendenti e a una cassa in deroga speciale che vada a tutelare, con uno stanziamento importante di risorse, che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono su tutto il territorio nazionale. Le norme verranno correlate anche da norme per la famiglia con previsioni di congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di utilizzare un voucher babysitter. Si prevederanno delle norme speciali per stagionali e autonomi anche con previsione di sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori che sono stati colpiti e che vengono colpiti dall'emergenza. Questo è il Ministro del Lavoro, fra poco sentiremo l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan. Nel frattempo torniamo a parlare dei dati, superato, ricordiamo, superato il tetto purtroppo dei 1000 contagiati, siamo a 1023, 30 i decessi, stamane il primo decesso a Belluno, una anziana di 91 anni, e, tra i decessi della notte anche l'amico della prima vittima in Veneto, Adriano Trevisan, l'amico che era con lui, erano di fatto i primi 2 casi di contagio a Voiuganeo, non ce l'ha fatta nella notte. Stessa passione per le carte, stesso destino tragico. Renato Turetta, 67enne di Vo, insieme ad Adriano Trevisan, erano stati i primi 2 casi positivi al coronavirus in Veneto. Dopo oltre 2 settimane di ricovero, il 67enne è morto a 18 giorni di distanza dall'amico. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Vo, appena uscita dall'isolamento. Nemmeno il tempo di gioire per il drastico calo di contagi che subito il paese è ripiombato nell'incubo del virus. Turetta era entrato in ospedale a Schiavonia il 21 febbraio. Dopo l'esito del tampone era stato trasferito a Padova nel reparto malattie infettive e poi rianimazione, fino alle complicazioni e alla morte avvenuta martedì sera. Turetta e l'amico Adriano Trevisan, prima vittima italiana del coronavirus, condividevano la passione per il gioco delle carte ed entrambi frequentavano la locanda del Sole a Vo. Nella notte inoltre è morto un altro anziano ricoverato in terapia intensiva sempre nell'azienda ospedaliera di Padova. Si tratta di un 83enne di Sant'Anna Morosina di San Giorgio in Bosco. Faceva l'imprenditore agricolo e non soffriva di particolari patologie. Il contagio sarebbe avvenuto in un bar di Villa del Conte, dove l'uomo era solito andare a giocare a carte con gli amici e dove ci sono stati in totale 5 contagiati da un uomo che era andato a prendere il vino a Vo. Questo la situazione a Padova con i 2 decessi, cui si è aggiunto, lo ricordo, il decesso stamane della prima persona con coronavirus deceduta nel bellunese a Belluno, una signora di 91 anni. In attesa di collegarci, sì, ce l'abbiamo. Allora, buon pomeriggio ormai, Assessore Donazzan. Buon pomeriggio a voi che state lavorando e ai vostri telespettatori, che mi auguro siano sempre di più a casa, incollati davanti alla televisione. Ecco, Assessore Donazzan, Assessore regionale per i pochissimi, credo che non lo sappiano, Assessore regionale all'istruzione e al lavoro. Lei ha in mano 2 referati molto importanti e che, diciamo, hanno conseguenze con questa emergenza coronavirus. Intanto le hanno fatto impressione le parole di Zai. Io posso dire che senza tema di smentita mi sembrano le parole più forti che abbia mai usato
non solo nell'emergenza coronavirus, ma credo da quando è Presidente del Veneto. Assolutamente sì, perché il Presidente è un uomo che sa dire la verità e soprattutto ha molto a cuore quello che accade ai veneti e al Veneto. Le parole che ha usato, pesate una a una, sono la gravità della condizione in cui ci troviamo e l'appello a ciascun cittadino di essere i più seri possibili, di rispettare queste prescrizioni, di non andare fuori, perché ancora oggi c'è tanta sottovalutazione, ci sentiamo invincibili, non è così, il virus non lo vedi, può essere dappertutto e noi dobbiamo metterci in testa che i nostri comportamenti possono essere irresponsabili o responsabili. Il Presidente Zaia ha voluto dire questo, dobbiamo essere tutti responsabili e siccome in particolare nei prossimi giorni ci sarà un aumento della criticità, i comportamenti che chiediamo sono quelli che il Presidente Zaia ha ben declinato. State a casa. Senta, Assessore, allora partiamo dal lavoro. Ha sentito il Ministro stamattina del Lavoro, Nunzia Catalfo, in conferenza stampa, insomma il Governo sta predisponendo le misure anche per il lavoro. Da una parte c'è l'ipotesi ad esempio del congedo parentale, parlo per esempio del settore famiglie, oppure il voucher per la babysitter, ma anche la cassa integrazione. Insomma, lei cosa si aspetta, come commenta quello che ha detto stamattina il Governo e cosa si aspetta per il Veneto ovviamente? Noi ieri abbiamo chiuso l'accordo un accordo quadro sulla cassa integrazione in deroga, è quello strumento che copre chi non ha diritto degli ammortizzatori ordinari. Allora, voi sapete che abbiamo un'organizzazione dello Stato sociale che, grazie a Dio, diciamo, ha anche queste prerogative, cioè quelle di, in caso di grande crisi, di crisi aziendali, di crisi di settore o di una crisi contingente, questa è certamente una crisi contingente al mercato del lavoro perché parte dall'essere sanitaria ma ovviamente ha delle ripercussioni molto gravi nell'ambito economico. Ci sono coperture di ammortizzatori ordinari, quindi la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che però ha un certo numero di giornate e alcune aziende le hanno già esaurite. C'è il fondo di integrazione salariale che riguarda in particolare le aziende che vanno dai 6 ai 15 dipendenti, c'è il fondo della bilateralità dell'artigianato, il mondo artigiano da sempre è molto responsabile, non avendo ammortizzatori ordinari, quelli per capirci siamo abituati ad ascoltare quando si parla di grandi industrie, comunque di industrie e di imprese che hanno oltre i 15 dipendenti, oltre i 50 dipendenti, l'artigianato con l'intesa con il sindacato, quindi con la rappresentanza dei lavoratori, da sempre accantona una certa cifra e questo fondo, che è il fondo di solidarietà della bilateralità, sarà attuato proprio per gli ammortizzatori sociali, per il mondo dell'artigianato. C'è un mondo che non è molto coperto e che riguarda le aziende da 1 a 5 dipendenti, questi non hanno ammortizzatori. Larga parte del turismo impatta lì, perché pensate alla piccola ristorazione, ai bar, al piccolo albergo a gestione familiare, che magari ha 1 o 2 dipendenti. A questi pensiamo con la cassa integrazione in deroga, che è questo ulteriore strumento di cui questa mattina il Ministro Catalfo ha fatto menzione. Ieri abbiamo chiuso l'accordo quadro all'unanimità per dire come il mondo dell'impresa e del sindacato in Veneto sia assolutamente allineato con la Regione, responsabile, capace di dire prima usiamo i fondi che abbiamo accantonato perché noi siamo quelli che abbiamo dimostrato di usare sempre con grande parsimonia e responsabilità. Vi lascio con questa informazione, poi le passo la parola altrimenti faccio io un comizio. Il Veneto è riuscito nelle passate gestioni della cassa integrazione in deroga ad avere un residuo di 58 milioni, perché noi non abbiamo mai abusato della cassa integrazione, non abbiamo mai messo a carico della cosa pubblica dello Stato, anche se sono risorse nostre, magari così abusandone un poco, non abbiamo mai
usato malamente i nostri fondi. Ed ora ci torna utile perché abbiamo un piccolo tesoretto di 58 milioni a cui abbiamo aggiunto ieri da bilancio della Regione, bilancio del mio assessorato, altri 5 milioni e 5, quindi 73 milioni di euro immediatamente utilizzabili per la cassa integrazione in deroga, cioè per tutti coloro che non sono coperti da altro. Ascolti una cosa, le giro questa domanda che arriva da un telespettatore che non c'entra col suo referato, ma magari essendo un autorevole esponente della Regione può sapere. Ci chiede un telespettatore, buongiorno, come possiamo fare donazione alla Regione Veneto per la sanità regionale e la nostra battaglia contro il coronavirus? C'è un conto corrente a cui farle? Chiede un telespettatore. Allora grazie, perché intanto ringrazio questo telespettatore. Io sto ricevendo anche sulla mia pagina di Facebook queste richieste. Ieri un'azienda, per esempio, ha voluto donare 40.000 euro, l'azienda Grigolin. Voglio dirlo perché è giusto che si dica. Certo. E questa è un'azienda dell'edilizia, così come i supermercati Ali hanno donato 100.000 euro, così come l'azienda Unilever, che è una multinazionale che ha sede a Verona, e che ha avuto da collaborare con me come assessorato al lavoro, ha voluto donare tutti gli igienizzanti di cui abbiamo bisogno. Allora, per il conto corrente stiamo proprio in queste ore ragionando col Presidente se farlo regionalizzato o dei singoli ospedali. Quindi dite ai telespettatori, anzi lo stiamo dicendo insieme, che tra breve daremo anche informazioni utili in questo senso. Benissimo, quindi aspettiamo di capire, poi allora, e lo diciamo al telespettatore, ci saranno informazioni utili per poter donare allora quello che si può, insomma, ognuno può fare la sua parte con piccole o grandi risorse per dare una mano evidentemente alle ULSS che sono davvero in trincea in questo momento. Senta, sul fronte scuola invece cosa possiamo dire? Sappiamo che come in tutta Italia ormai zona protetta fino al 3 aprile, è chiaro che questa situazione, questi picchi, queste previsioni fanno pensare che potrebbe anche ulteriormente prorogarsi. Qual è la sensazione? Sì, potrebbe certamente proseguire oltre il 3 di aprile, ma ovviamente attendiamo che gli organi scientifici ce lo dicano. Però intanto dobbiamo dire alcune cose. La prima cosa è che proprio perché i ragazzi non devono perdere la loro quotidianità, soprattutto per il dovere che ciascun cittadino deve fare, deve supportare, e loro devono studiare, devono continuare a farlo. Come? Con la formazione a distanza, quando parliamo di scuole della formazione professionale, le nostre scuole si stanno attrezzando per fare lezioni o in modalità direttamente online oppure dando dei video tutorial, e quindi dicendo ai ragazzi: guardate che dovete continuare anche voi a fare il vostro dovere da casa. Le scuole dello Stato stanno facendo la stessa cosa, dando compiti quando si tratta delle scuole primarie, perché è evidente che non possiamo né permettere né immaginare che dei bimbi che vanno dalla prima alla quinta elementare possano stare sulla rete. Non c'è la copertura, non è giusto che lo facciano, però le scuole elementari con le maestre, che sono veramente brave, danno i compiti ai genitori, e i genitori è chiaro che cercheremo di alleggerire il più possibile alcune modalità, evitando di dare tutti i giorni i compiti come se fosse a scuola. Si fa una volta a settimana, si aiuteranno i bambini con i loro quaderni degli esercizi, però questo si sta già facendo, così come ci sono scuole superiori che stanno facendo dei lavori straordinari online, in modalità a distanza, con le piattaforme che ci sono, senza citarle, perché ognuno usa la piattaforma che vuole, che crede, che ha in disponibilità, però si vuole proprio tornare ad una normalità che magari non è dalle 8 alle 13 si sta online, ma si devono fare i compiti, si deve proseguire nel programma. Un'informazione utile per tutti. Con il Ministro dell'Istruzione stiamo anche ragionando sulla validità dell'anno scolastico. È chiaro che se i giorni che si perderanno saranno contenuti rispetto al raggiungimento degli obiettivi non tanto del programma ma della conoscenza per i ragazzi, perché in un regime di emergenza straordinaria la flessibilità ci deve far dire che non è solo un problema di giorni
giorni scuola, e nemmeno di rispetto pedissequo del programma, ma del risultato di conoscenza e di apprendimento che i ragazzi, per il livello che stanno avendo, terza, quarta, la quinta, la scuola elementare, ognuno deve raggiungere degli obiettivi per poter fare l'anno dopo con serenità, ebbene quelli dovranno essere ovviamente garantiti. Come se sarà necessario si dovrà andare a scuola a giugno, evidentemente, perché se abbiamo perso, in questo senso sì perso, giornate di scuola, ma non per la validità dell'anno, ma per la validità dell'apprendimento, si dovrà immaginare di dover proseguire l'anno scolastico. Il problema vero è quello degli esami di maturità, ma credo che avremo, con il buon senso e con il senso pratico che ci contraddistingue, risolveremo anche questi. Vuol dire che ci sarà qualche studente che prima volta nella storia farà gli esami a luglio. Ecco, questo è molto importante quello che ha detto, perché è chiaro, bisogna stare al presente, però una regione, un'istituzione corretta e sana deve guardare anche e prepararsi al futuro. E allora c'è questa possibilità, se dovesse continuare a prolungarsi questa chiusura di un eventuale anno scolastico che si prolunga a giugno, proprio per evitare che si perda un anno, ma non un anno burocratico, un anno di conoscenza. È questo il concetto, vero? Cioè è importante che i ragazzi apprendano quello che devono apprendere. Assolutamente sì, perché come dice lei, quest'anno lo ricorderemo nel tempo come un anno terrificante, probabilmente avremo tanto su cui riflettere tra qualche anno a questa parte, ma io non posso pensare che i nostri ragazzi non possano poi proseguire all'università con la giusta preparazione, che non possono diventare uomini e donne, professionisti, imprenditori o bravi lavoratori in generale, semplicemente perché avranno perso dei giorni di scuola. Quindi faremo tutto quello che sarà necessario per far raggiungere i livelli di apprendimento ai nostri ragazzi. Benissimo, grazie allora all'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donat-San, casomai magari ci possiamo aggiornare più tardi. Grazie davvero per il suo contributo, sempre molto importante. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, avete sentito comunque parole importanti quelle dell'assessore Donat-San, poi le risentiremo se sarà necessario, se dovesse prolungarsi, speriamo di no, ma se si dovesse prolungare la chiusura delle scuole tanto da mettere a rischio lo stesso anno scolastico, si dovrà pensare, questo ovviamente sarà di concerto anche con il Ministero dell'Istruzione, ma si dovrà necessariamente pensare di dover prolungare l'anno scolastico ad esempio a giugno. E per quanto riguarda gli esami di maturità, pensare a un'ipotesi paradossale certo, ma sempre più concreta, se la situazione è questa, anche di eventualmente esami di maturità in piena estate. Tutto ovviamente in fieri, tutto ovviamente in aggiornamento, ma sono scenari che a questo punto si devono prendere, perché fino a una settimana fa nessuno avrebbe pensato di avere un'Italia in zona rossa, ma così è. A proposito di zone rosse, la nostra Anna Maria Parisi adesso è a Mestre, che come tutta Italia è zona rossa, o meglio zona protetta. Dove ti trovi, Anna Maria? Mi trovo appunto a Mestre, come hai detto tu, sono in Viale San Marco. Siamo venuti qui per monitorare la situazione dal punto di vista del commercio. Abbiamo visto alle mie spalle, eccolo qui dalle immagini di Sandro Ponchio, come adesso presso la farmacia comunale della zona, del territorio, munito di guanti e mascherina, si è venuto a portare dei medicinali e uno dei messi appunto del servizio sanitario. E siamo venuti qui a controllare la zona dal punto di vista del commercio, perché qui in rassegna da qui ai prossimi 100 metri c'è in sequenza tutta una serie di negozi, attività, a cominciare da questa estetista che ha esposto, che prima la vedevamo dentro l'esercizio a pulire e a effettuare così insomma il mantenimento, diciamo, dal punto di vista sanitario del negozio stesso, sebbene l'esercizio, come recita il cartello, è chiuso, rimarrà chiuso fino a nuova disposizione, però siamo disponibili, dice, a tale numero, anche se non effettuiamo servizi a domicilio. Un'altra frase
che è bene sottolineare: se stiamo tutti a casa risolviamo velocemente questa situazione. E questa è l'estetista che si trova al numero civico 146. Adesso proseguiamo perché vediamo in rassegna un bar che è chiuso, sembra però soltanto perché adesso è l'orario di pausa. Infatti c'è un cartello che recita riapriranno verso le 16, anche se un altro cartello dice di mantenere le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. Pochi passi, semplicemente saliamo questa scalinata con questi gradoni e c'è un altro esercizio, c'è una parrucchiera che qui ha esposto in sequenza diversi cartelli a seconda di come poi uscivano le ordinanze. Un primo cartello che dice di mantenere la distanza di almeno 1 metro e che riceveranno 4 persone alla volta. Vado un po' con meno velocità per permettere a Sandro di poter effettuare l'inquadratura. Cartello a fianco dice attenzione, c'è un nuovo decreto in vigore dal 10 marzo e chiudiamo, il negozio lo chiudiamo dal 10 al 14, ma da rivedere, quindi potrebbe essere che il negozio resti chiuso ancora per molto tempo e siamo spiacenti se non siamo riuscite ad avvisare qualcuno con la faccina triste, con lo smile, col broncio. Restiamo qua e siamo adesso al civico sempre 148 ma D. Andiamo in un altro civico, quello a fianco, 148F, dove c'è lo sportello del sindacato, lo SPI, ecco, lo SPI della CGIL. Le sedie e i capiti SPI saranno chiuse al pubblico fino al 3 aprile. Per le pratiche urgenti e indifferibili, come recita appunto il dispositivo del nuovo DPCM, telefonare a questo numero. Scendiamo questa scalinata e andiamo a vedere che cosa accade. Intanto sta passando il tram che praticamente è vuoto, semivuoto. C'è un altro esercizio qui, disposizioni. C'è qualcuno che ci sta chiamando, ma siamo in onda in diretta. Siamo in onda in diretta. Venga. È l'Ottica San Marco, che non sappiamo se si è chiuso o meno, però ha chiuso il suo vicino, diciamo, cioè l'amministratore di condominio che dice siamo chiusi. Se avete necessità di contattarci, chiamateci al nostro numero di cellulare. Ancora pochi passi, è incredibile, arriviamo, ancora pochi passi, qui c'è un altro istituto di estetica al 148, adesso arriviamo, 148Q, che dice siamo chiusi. Qui addirittura dice il centro estetico deve rimanere chiuso fino al 3 aprile. Tutti gli appuntamenti vengono cancellati e rinviati in data da destinarsi. Incredibile, il bar San Marco, che porta l'omonimo nome della via, è chiuso. Il bar a fianco, questo è un nuovo centro estetico, è chiuso per ferie dal 10 marzo al 22 marzo. Per l'intanto mi verrebbe da dire, visto che ancora non si sa che cosa possa accadere non soltanto nei prossimi giorni, ma già dalle prossime ore, perché come aveva anticipato il presidente Luca Zaia è tutto in divenire e non è escluso, per quelle poche cose che ci ha detto così dietro insistenza di noi giornalisti, non è escluso che già dalle prossime ore questo nuovo decreto del 10 marzo non venga integrato da un nuovo, sempre del governo, quindi un nuovo DPCM, che potrebbe anche far chiudere parzialmente pure una parte delle attività di impresa, delle piccole imprese, quindi degli artigiani, come il nostro Ottico, che adesso, se sei d'accordo, visto che ci stava chiamando, aveva visto la telecamera, ci stava chiamando, lo raggiungiamo a debita distanza per sentire quali misure intende intraprendere, come sta andando l'attività. Buongiorno, siamo in diretta TV. Rispettiamo le distanze di sicurezza. Ecco qua. Dunque lei è il negozio di ottica, come si chiama? Io mi chiamo Luciano, ho il negozio di ottica in Viale San Marco 148, circondato dal
deserto totale. Sì, infatti abbiamo fatto questa lunga carrellata di questi negozi che a appena 100 metri sono tutti chiusi. Obbligati da una questione giustamente igienica, perché il centro estetico ha chiuso, le signorine qui vicino che lavorano a portata di viso a viso hanno chiuso, alcuni stanno molto attenti, però la sensazione è che giorno dopo giorno, finché le cose non si risolleveranno, chiuderemo tutti, perché capisci che ci sono due correnti di pensiero, le persone un po' preoccupate, le persone che pensano che dietro a questi decreti ministeriali ci sia qualcosa che non sappiamo. Le preoccupazioni sono notevoli e vediamo come va a finire. Io sono uno di quelli che preferisce stare all'aria aperta e non chiuso in casa, stando molto attento a tutto, però il quartiere è molto preoccupato, diciamo. Ma il negozio di ottica lo terrà chiuso lei? Io ora lo sto tenendo aperto, mi chiudo dentro, c'è il campanello, se qualcuno ha bisogno di alcune urgenze apro, entrano, rispettiamo la distanza. La mia volontà è continuare a lavorare, stando molto attento ai decreti e ai decreti ministeriali. Ci sono alcuni passaggi che non si capiscono, sono chiari, perché per esempio ti invitano a restare a casa e ad muoverti solo per una necessità ben precisa, ce l'ho dentro, sottolineata, letta e riletta. Ecco, scusi se la interrompo, chiedo a Sandro gentilmente se può spostarsi con la telecamera alla sua sinistra e inquadrare la ragazza che sta facendo attività fisica dalla parte, se ci riesce con la telecamera, non ci riesce, dalla parte opposta, perché comunque anche questo... Se tu vai al parco c'è gente che va a passeggiare, magari sta un po' attenta alle distanze, però c'è gente al parco. Ma ci sono assembramenti perché... No, assembramenti non ne vedi. In teoria neanche la gente dovrebbe uscire di... Esatto, però la gente non dovrebbe uscire, però a un certo punto è venuta fuori che serviva quell'autocertificazione. Quell'autocertificazione serviva quando c'erano le 3 province rosse, adesso serve ancora. No, serve per tutta Italia, perché comunque è tutta Italia in zona rossa. Però come mai nel decreto numero 3 non la richiamano e fanno quel passaggio dove dicono se tu hai la necessità va fuori, ma cerca di evitarlo. La necessità, l'abbiamo detto più volte, vero? La necessità sono questioni indifferibili, ovvero andare al lavoro, andare alle visite mediche. Andare a tenere i nipotini, perché in questo momento... No, però adesso no, questa non è proprio una necessità indifferibile. Allora, cosa fa colui che lavora? Mette i nipotini in congelatore? No, i nipotini stanno a casa con i genitori che si prendono ferie, purtroppo è congedo parentale, anche se non è questa è una cosa su cui si deve discutere. Esatto, è una cosa alla quale si deve discutere, però in questo momento queste sono alcune necessità che quotidianamente sono presenti. Lei è anche presidente di municipalità? Vicepresidente. Vicepresidente, ecco. Che aria si respira in seno al Consiglio Comunale, visto che ci sono anche le polemiche per quanto riguarda le riunioni che si sono tenute anche fino a... Perché sono gli inviti fatti dal responsabile, dal dottore, che ti dice che la sala deve essere aerata e che possibilmente tenere una debita distanza l'uno dall'altro, ma non te lo vietano, non te la vietano. E allora diciamo che se vuoi trasmettere alla gente che più gente sta a casa e più presto si esce da questo, diciamo, abisso, cominciamo a far stare a casa i dipendenti pubblici, cominciamo a chiudere l'anagrafe nonostante gli spazi, chiudiamo tutti i luoghi dove ci può essere, cioè io non posso andare in chiesa e mi dicono vado a accompagnare una mia signora cara che mi abitava vicino, che devo stare 2 per banco e possibilmente lontano. Quando è andato in chiesa lei? L'altro giorno. Il prete non fa la messa ma dà l'estremo saluto, però i centri commerciali erano aperti sino a domenica, bisognerebbe essere. I centri commerciali domenica dovevano essere chiusi per la verità. Ma fino a domenica erano aperti. Da domenica, no, domenica dovevano essere chiusi. Comunque c'erano centri commerciali chiusi e adesso col decreto numero 3 obbligano a chiudere sabato e domenica. Quindi se c'è Perché non intervenga qualcosa nel frattempo in queste ore, in queste prossime ore? Domani dovrebbe essere emanato un nuovo decreto. Io dico, nonostante io sia
decisamente contrario a restare prigioniero in casa. Aspetti, quindi lei ci ha dato una notizia, ci ha dato una conferma, cioè lei sa, come vicepresidente della municipalità di Mestre Centro, giusto, che domani dovrebbe essere emanato un nuovo decreto del governo? Io non l'ho sentito come vicepresidente della municipalità, l'ho sentito per le televisioni che domani si riuniscono, e riunirsi vuol dire che se c'è qualche peggioramento o se c'è qualche miglioramento interverranno con dei provvedimenti. Lo abbiamo Quello che sentito posso prima, insomma, le riunioni che facciamo noi possiamo farle. Sì, dimmi Nicola. No, adesso Non ti sì, sento. il Premier Conte, insomma, ha detto Sì. stiamo valutando, stanno vedendo, insomma, bisognerà capire se sarà domani o meno. Ok, infatti adesso stiamo... il governatore Sì, della esatto. Lombardia ha fatto la sua richiesta ufficiale, credo che si accoderanno a questa sicuramente il Piemonte, perché il governatore Ciri ha detto anche noi vogliamo la chiusura, ieri in sostanza l'aveva detto anche Zaia, vedremo, però non è ancora il momento. No, però infatti ieri l'ha detto Zaia e oggi in conferenza stampa ha appoggiato le richieste del governatore della Lombardia. Certo, sì, come anche ieri. Questo, certo, sì. detto tra le righe, significa che Ma anche il Veneto a questo punto potrebbe sostanzialmente ha detto anche che se la situazione diventa così e soprattutto se le regole non vengono seguite si chiude comunque, perché saranno tutti contagiati, quindi volenti o nolenti saranno chiusi comunque. Quindi ringraziamo il nostro ottico, il vicepresidente della municipalità di Mestre Centro. E a questo punto continua pure il tuo giro. Il nostro viaggio. Andremo a vedere nel deserto del nostro quartiere. Andremo a vedere, sì, dice dove? Nel deserto del nostro quartiere. Ecco, quindi a questo punto potremmo fare un salto in quel di San Giuliano per vedere com'è la situazione al parco. E poi ricorda che adesso dovrebbe essere iniziata a Marghera la videoconferenza, di solito dura un paio d'ore, e poi ci riaggiorniamo anche a Marghera se c'è la possibilità di capire dal governatore Zaia cosa si sono detti con il ministro Boccia e gli altri esponenti del governo. Grazie Anna Maria Parisi, grazie a Sandro Ponchio, grazie anche alla tua ospite. Avete visto questo spaccato di Mestre davvero in situazioni paradossali, ma è così un po' dappertutto. Allora adesso la pubblicità. Io per la mia famiglia, per la mia azienda, per le famiglie dei miei collaboratori, ben 11, io da domani chiudo l'attività. Chiudo l'attività fino a data da destinarsi. La chiudo di mia iniziativa con i contro che ci saranno per un discorso economico, ma sono sicuro che la vita viene prima di tutto. Il lavoro poi, se avrò la vita, comunque posso riprenderlo in mano, ma la priorità è la vita, ragazzi. Una decisione non certo semplice, sofferta sicuramente quella presa da Francesco Miatto, titolare insieme alla sorella di una ditta che produce tende e pergole a Scorzè. Con circa 11 dipendenti, Miatto qualche giorno fa era davanti alla TV ad ascoltare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l'approvazione del nuovo decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto di ieri sera, sinceramente, speravo che chiudessero tutte le aziende, perché è questa la cosa sicuramente da fare, subito, immediata, per combattere il virus. L'imprenditore ha iniziato così a riflettere su cosa fosse meglio fare, poi è arrivata la telefonata di un amico. Ho sentito un altro mio amico che ha dei suoi coetanei da Vo, che ha più di qualche amico dei 35-45 anni intubato da 15 giorni. Al solo pensiero dico, ma forse non vale la pena tenere aperto, perché lo Stato mi ha detto sì, può andare a lavoro. L'iniziale idea di fermare la propria azienda è diventata una decisione concreta quando Miatto ha ascoltato le parole della sorella prima e di un amico poi, entrambi medici, testimoni diretti della difficile situazione che si sta vivendo tra le corsie degli ospedali in questi giorni. Mi hanno detto una cosa: Francesco, stai a casa tua. Fino a che lo sento sui social
È una cosa, sì, ma quando lo senti in persone che sono in prima linea, questo mi fa pensare. Da qui la decisione volontaria, seppur al momento non prevista dal decreto, di fermare la produzione. E in queste ore sono diverse le catene di abbigliamento e calzature, anche di notte, marche che hanno scelto di chiudere i propri negozi in tutta Italia, mentre molte aziende, laddove possibile, stanno avviando lo smart working. Il messaggio di Francesco Miatto ai suoi colleghi imprenditori è ben chiaro. La cosa importante è la vita, il resto si può fare. Io sto a casa. E Coin chiude tutti i negozi a partire da domani 12 marzo fino al 22 marzo. La propria sede centrale dal giorno successivo, lo comunica il gruppo italiano del Department Store. In questo momento, si legge in una nota, responsabilità per Coin significa garantire a 3.000 collaboratori e a tutti i propri clienti i massimi standard di sicurezza e salubrità. Nel corso di una delle crisi sanitarie più difficili che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare. L'esigenza di dare continuità alla gestione delle attività produttive per evitare ricadute economiche negative passa inevitabilmente in secondo piano. Al momento opportuno Coin è pronta a tornare sul mercato più forte e determinata per riprendere le proprie sfide. Come vedete, se non c'è ancora il decreto che chiude le attività, ci stanno pensando le stesse attività a chiudere per tutelare i propri dipendenti. Si stanno moltiplicando e quello di Miatto, insomma, a Scorzè è solo uno dei tanti casi. Avete sentito Coin, un gruppo molto molto consistente che chiude da domani e fino al 22 di marzo. Sta diventando spontanea questa chiusura delle attività. Fra poco risentiremo di nuovo il governatore Luca Zaia. Intanto continuando in quello che è diventato un appuntamento fisso ormai della domenica, vista la situazione emergenziale e la necessità di tanti fedeli di poter seguire le celebrazioni, ma sappiamo che le cerimonie religiose non sono possibili con la presenza della gente, e allora anche questa domenica Antena 3 e Rete Veneta garantiranno a tantissimi fedeli la diretta della celebrazione della messa celebrata dal dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Sarà la messa dal Duomo di Mestre alle 11 nel Duomo di San Lorenzo a Mestre e sarà in diretta su Antena 3 e Rete Veneta. Allora adesso, prima di vedere Zaia, vorrei capire se... ecco, facciamo così, mi dicono che abbiamo, prima di lanciare il governatore Zaia, vorrei capire se abbiamo la possibilità di far sentire una diretta telefonica che abbiamo raccolto poco fa con Roberto Padrin, che è presidente della provincia di Belluno ma anche sindaco di Longarone. Fatemi sapere se c'è. Mi dicono che c'è, però devo capire se c'è anche in regia il presidente della provincia Roberto Padrin. Benissimo, allora sentiamo lui. Cosa dice il presidente della provincia nonché sindaco di Longarone Roberto Padrin. La provincia di Belluno, i cittadini della provincia di Belluno come stanno rispondendo? Si stanno rispettando le regole? Ma penso che da lunedì le cose siano cambiate e ci sia una nuova consapevolezza da parte di tutti. Tutti forse abbiamo contribuito a far capire alla gente che ora il momento è difficile e delicato. E penso, unito alle parole che oggi il Presidente Zaia in maniera forte ha espresso, penso che ora tutti veramente sono chiamati ad una prova di grandissima responsabilità nel rispetto di quelle che sono le misure di prevenzione che sono state messe in atto. Devo dire che in queste ultime ore mi stanno arrivando tanti messaggi anche da chi lavora all'interno delle fabbriche, chiedendomi di chiudere, perché non chiudono le fabbriche. Devo dire che ho parlato anche con qualche amministratore delegato e si sta pensando anche in via autonoma di fare degli interventi, diciamo così, per limitare ancora di più l'accesso alle fabbriche. Non so se arriverà un decreto ulteriore di ulteriori restrizioni che andrà a riguardare anche questo, però in effetti da questo punto di vista è chiaro che ci troviamo di fronte a qualche incongruenza. È chiaro che questa gente comunque si sposta e vive a stretto contatto anche nel rispetto del metro di distanza, e che quindi secondo me anche lì va fatta una valutazione. È chiaro che poi c'è anche l'aspetto economico e su quello penso che il dramma lo pagheremo fra qualche tempo,
e devo dire, io l'ho detto da tantissimi giorni, penso che questa sarà una cosa devastante sia dal punto di vista socio-sanitario sia dal punto di vista economico. Ecco, poi lei è anche il sindaco di Longarone. Oggi lei ha assunto una decisione, e cioè ha fermato il mercato settimanale, ma ha anche bloccato le rette dei servizi scolastici. Questo credo sia un intervento a favore delle famiglie che sarà accolto con grande favore dei suoi concittadini. E anche dell'asilo nido. Io penso che in questo momento sia giusto fare così. Ne abbiamo parlato in giunta lunedì sera e abbiamo condiviso tutti insieme che questa era una strada da percorrere. Dobbiamo fare in modo veramente di venire incontro alle famiglie che in questo momento stanno passando momenti difficili, perché non c'è solo chi lavora in fabbrica, ma c'è chi ad esempio anche di negozi che penso che siano penalizzati, esercizi pubblici. Ci sono veramente situazioni di gravissima difficoltà e questo è un piccolo segnale che noi vogliamo dare. Poi oggi, se mi permettete, l'avrei fatto un post su Facebook fra poco e lo farò, perché sono passato per la mia casa di riposo e vedendo che nel parcheggio non ci sono macchine, devo dire che mi è venuto un po' di pensiero, un grande pensiero verso quelle persone anziane che da diversi giorni non possono incontrare i loro familiari e gli stessi familiari che non possono incontrare i loro anziani. Devo dire che questa è una situazione veramente delicata. Io esprimo la vicinanza, che conta ben poco purtroppo, ma credetemi che è un sacrificio che facciamo per la salute loro, che però può avere delle ripercussioni forti dal punto di vista morale, dal punto di vista personale fortissime. Io non vorrei mai che queste persone non perdono la vita per il corona, ma la perdono perché si sentono abbandonate. Io so che la mia struttura della casa di riposo sta facendo un lavoro straordinario, li ringrazio di cuore, stando vicino ancora di più alle persone anziane, però capite che non avere lì vicino il caro che quotidianamente viene a incontrarmi e darmi da mangiare, sicuramente sono situazioni molto molto difficili. Forse questa è una delle parti di questo dramma che stiamo vivendo, che deve colpire di più e che colpisce di più. Io mi auguro veramente che possa finire più presto possibile, per questo che chiedo a tutti i cittadini bellunesi, ma a questo punto del nostro paese, veramente di assumere atteggiamenti e comportamenti responsabili, perché possiamo contribuire a limitare e quindi a ridurre questi tempi di sacrifici che tutti stiamo facendo. Così il sindaco di Longarone, nonché presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, una Belluno che ha registrato oggi il primo decesso di una paziente che aveva il coronavirus, un 91enne, che fa salire dunque a 30 i decessi legati al coronavirus. Allora, il grido forte, quello è rischio contagio per 2 milioni di veneti entro il 15 di aprile, secondo i modelli matematici e scientifici degli esperti della Regione del Veneto, se non verranno rispettate le regole, se non si starà a casa. Sentite Zaia. Una comunicazione che voglio fare ai veneti, nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni, è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti.
C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo, perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco o altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi e invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo. Vi ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? E che giorno è oggi? Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi che da volontari si sono offerti, e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito.
A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. Allora abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6, ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci dei locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no, che cioè, se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non abbiamo dette queste robe. Le sto dicendo con cortesia da giorni, oggi le dico un po' più con vigore. È un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto, tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncomatologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto, inizia a stare a casa. È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi peraltro ho dato a disposizione anche la sanità e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto. Però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Quindi l'appello che faccio ai veneti oggi è questo. Restate a casa. Io non ho altro da aggiungere.
Prego. Quindi secondo lei si potrebbe procedere con una fase di tamponi su tutta la popolazione arrivata a questo momento? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo. Abbiamo fatto ormai penso oltre 20.000 tamponi. Poi c'è una capacità di farli i tamponi. Pensare di tamponare 5 milioni di veneti piuttosto che 60 milioni di abitanti oggi è pressoché impossibile, ma non perché ci sia disorganizzazione. I tamponi non è solo il problema di farli, ma è anche di analizzarli. Poi c'è un altro tema, lo dico perché anche qui io ho scoperto che ci sono i terapiatisti, ci sono quelli delle scie chimiche, c'è il mondo intero su sta roba qua. Voglio ricordarvi che il tampone negativo oggi sulla stessa persona può essere positivo domani. Il tampone è una fotografia. Quindi in teoria, se volessimo avere la certezza assoluta matematica all'ennesima potenza, dovremmo fare i tamponi anche più volte al giorno, tutti i giorni. Però il tampone è un grande elemento che ci dà già un grosso screening, perché se noi riusciamo più positivi becchiamo asintomatici, più riusciamo a fare gli isolamenti di focolai. Vi do solo un dato, a Vo abbiamo scoperto che circolavano 6 persone positive asintomatiche che stanno bene, che di più non si può, ma li abbiamo beccati con i tamponi. E dico anche che oggi noi sappiamo che in virtù anche di nuove norme, tutti quelli che hanno sindrome influenzale vengono tamponati d'ufficio. Quindi stiamo ampliando veramente, fra l'altro con un progetto che anche presenteremo, il tema dei tamponi. Però il tema dei tamponi è un di cui di tutta la partita. La parte principale è l'isolamento dei veneti. Se i veneti si mettono in isolamento, questo ci aiuta molto. Allora, se prendiamo il contingente che è esposto, perché lo dobbiamo riconoscere, e ci espone al contagio, che è quello di chi va a lavorare, abbiamo però una parte di popolazione che possono essere almeno 2 milioni di veneti, che se stanno a casa in isolamento ci aiutano a fronteggiare questa emergenza. Dopodiché verranno anche altre misure. Tutti mi dicono ma cosa accadrà? Io posso dirvi che ogni secondo in questa emergenza ha la sua pena. Quindi evitiamo di fare l'analisi di quello che abbiamo detto un secondo prima, perché già sto dicendo cose che forse sono già vecchie rispetto a quello che accadrà prima di sera. Prego. Di questo isolamento di massa con queste nuove misure sanitarie si prevede anche una chiusura anticipata, se non del tutto, dei centri commerciali? No, io non ho detto questo, ho detto che oggi la norma è chiara. La norma dice che il fine settimana sono già chiusi i centri commerciali, aperti solo per le attività di vendita di alimentari e farmacie. Però la mia preoccupazione qual è? Che uno pur di andare a fare una passeggiata a guardare le vetrine, tutti si riversano magari se piove nel centro commerciale. O la mia preoccupazione è che fine settimana c'è sole, andiamo tutti a respirare l'aria buona del mare, ma se tutti si ritrovano con le foto che ho visto io a riempire i pontili e il lungomare, cioè vuol dire che stiamo trasportando il virus alla velocità della luce, e quindi poi il raccolto lo facciamo dopo, lo vediamo nelle curve con l'impennata delle curve. Quindi il vero tema è che i cittadini non devono aspettare decreti, devono stare a casa. C'è anche la partita dei mercati settimanali a tal proposito, non nel fine settimana. Beh, questo è già previsto, il tema del fine settimana. L'importante è non andare in mezzo alla folla, l'importante è non andare in mezzo ai cittadini. Vi ricordo che la distanza minima è 1 metro, ma 2 metri è meglio, 3 metri è meglio ancora, 4 metri è più che sufficiente, 5 metri è più che soddisfacente, e non incontrare nessuno è la soluzione migliore. Governatore, avete già formalizzato, le chiedo sulla base di quello che comunque ci ha spiegato, le possibili richieste al Premier Conte di aumentare insomma le restrizioni? Ma guardi, questi sono tutti temi che matureranno ora dopo ora. Anche oggi pomeriggio abbiamo una videoconferenza, ieri abbiamo fatto 3 ore penso e mezzo di videoconferenza, e bisogna andare sul fronte delle restrizioni. Però io resto sempre convinto di una cosa, cioè alla fine è un fatto culturale. Se capiamo che è un problema, tutti noi assieme è come costruire un alveare, un'ape dopo l'altra costruisce un grande progetto. Se pensiamo che ci sia solo l'ape regina che costruisce l'alveare, muore l'ape regina, crepa l'alveare e crepano tutte le altre api. Questa è la verità. Dobbiamo fare un lavoro da squadra, cioè dobbiamo fare un lavoro di squadra, è fondamentale. Cioè nessuno deleghi, magari per avere, come si può dire, per essere con la coscienza a posto, il problema al vicino di casa. Presidente, la situazione è grave, lei lancia un appello forte ai veneti. Ma
Assolutamente sì, al momento è sotto controllo, le curve ci dicono che ci sarà un inasprimento forte dell'ingresso del virus nella comunità. I veneti devono stare a casa, nel senso che chi non ha esigenze lavorative, per tutto il resto bisogna stare a casa, evitare ogni spostamento. I modelli matematici cosa dicono? I modelli matematici ci dicono che alla volta del 15 di marzo avremo un'impennata importante degli accessi alle terapie intensive. Io spero che non si realizzi, ma ho l'obbligo di dire questo. E c'è un rischio rispetto agli ospedali e alle persone che sono ammalate per altri motivi? Guardi, la prima cura siamo noi veneti al coronavirus. Se noi non osserviamo le regole di stare a casa, di stare isolati, finirà che dovremo svuotare gli ospedali dei pazienti ordinari e riempirli di pazienti coronavirus. Dal punto di vista economico, sono arrivate delle rassicurazioni per quanto attiene ai ristori tanto attesi? Ci hanno annunciato il decreto alla volta di venerdì, il decreto che abbiamo negoziato come Presidenti delle Regioni e parti sociali e tutto il mondo imprenditoriale rispetto a quei 7 miliardi e 6, 7,5 per aiutare le imprese. Ovvio che siamo davanti a un'emergenza la più terribile che è toccata a questo Paese, è un'emergenza che ha valore europeo e l'Europa in questo momento non si sta coordinando e non sta coordinando gli Stati membri. Il Presidente prima ha dichiarato se continuiamo su questa strada arriveremo alla chiusura totale, una proposta già avanzata dal suo collega. La situazione lombarda è una situazione tragica, è una situazione assolutamente che mi vede assolutamente a fianco del governatore Fontana e devo dire che la misura dell'isolamento totale è la misura, diciamo, quella assolutamente più consona, però è pur vero che questa è una decisione che deve essere presa ovviamente in accordo con tutti, visto e considerato che ci sono anche altre realtà che debbono capire che o stanno dentro o stanno fuori da questa partita. Detta in soldoni, il governo deve dare anche delle indicazioni rispetto a una visione nazionale. Dopodiché la Lombardia secondo me deve essere ascoltata perché lì la tragedia la stanno già vivendo in queste ore. Vi dico già che alla volta del 15 siamo già in fase, diciamo, di saturazione. Rassicuriamo i veneti sul fatto che le terapie intensive sono in aumento costante. Però è pur vero che arriveremo a un certo punto che dovremo svuotare gli ospedali, dedicarli tutte a cure intensive dei coronavirus e rischieremo di non curare i veneti per le patologie normali che ci sono. Noi ogni anno eroghiamo 60 milioni di prestazioni sanitarie e quindi le vorremmo ancora erogare se permettete. Volevo ringraziare tutti quei cittadini che in queste ore si stanno attivando per le donazioni. E noi non è che siamo sul lastrico, però penso che sia un bel segnale da parte dei veneti perché anche questo è un fatto culturale di coinvolgimento e questo mi fa piacere. Devo dire che ci sono molti cittadini, ho visto che fanno fundraising, si stanno attivando, insomma, con conti, microconti per le attività di sostegno delle ULSS. Abbiamo anche già grossi imprenditori che mi hanno contattato per offrire ovviamente cifre importanti, come si può dire, e anche queste sono gocce nel mare che aiutano a capire che siamo comunità e quindi io le vedo veramente di buon grado queste azioni perché siamo una comunità e lo si vede proprio in questi momenti. Le regioni del sud sono molto preoccupate perché dicono, si autodenunciano del fatto che la loro sanità, special modo quella calabrese, lo dice la stessa Presidente di Regione, non sarebbero in grado di fronteggiare emergenze quali quelle che stiamo vivendo. Ma guardi, io penso che questi ragionamenti che facciamo li facciamo anche a tutela di quelle comunità che non hanno una sanità che funziona. E l'appello lo faccio a tutti i cittadini. Al sud, dove magari la percezione è quella che avevamo noi 15 giorni fa, è bene che i cittadini evitino di riempire le piazze, di far festa o di aggregazioni, perché attenzione che quelli sono gli elementi per diffondere il virus. Queste le parole che abbiamo risentito del governatore Zaia. Saluto intanto Paola Roma, buon pomeriggio, è tornata a trovarci, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, nonché sindaco di Ponte di Piave. Ci collegheremo fra pochissimo con Anna Maria Parisi che si trova nella zona del Parco di San Giuliano a Mestre, dove ci dice c'è molta gente, questo evidentemente ancora una volta lo specchio di una realtà che sembra non capire la situazione. Solo una notizia, 525 assunzioni di varie figure professionali della sanità già decise con procedura d'urgenza dal Presidente Zaia.
non sono le uniche alle quali la Regione attraverso l'azienda Zero sta lavorando per dotare gli ospedali di personale necessario a fronteggiare le eccezionali necessità di cura e assistenza. Oggi l'azienda Zero infatti ha emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per formare elenchi di medici disponibili a lavorare nelle aziende sanitarie della Regione con incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa. Una volta definiti, tali elenchi saranno inoltrati alle ULSS e aziende ospedaliere che potranno conferire per proprio conto gli incarichi professionali. La situazione è difficile, ribadisce Zaia, e molto nei prossimi giorni dipenderà anche dal comportamento di tutte le persone, come ha detto precedentemente. E vediamo anche questa, adesso vediamo subito la procedura, eccola qui. Procedura speciale di acquisizione, eccolo qui, di manifestazione di interesse di personale medico. Avviso pubblico, professioni sanitarie ammesse alla procedura speciale, li vedete in questa lista: medici specialisti, medici specializzanti, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, laureati in medicina e chirurgia, eccetera, eccetera. Personale medico collocato in quiescenza è la famosa richiesta del governatore Zaia, che ha avuto l'ok di chiedere anche ai medici in quiescenza o in pensione di tornare in attività per dare una mano negli ospedali. Paola Roma, l'intervento del governatore Zaia molto forte, insomma, è chiaro ed è un intervento, insomma, che vede i sindaci in prima linea ancora una volta. Sicuramente il Presidente è stato chiaro, cioè dobbiamo rimanere a casa, cioè o i cittadini lo capiscono, altrimenti non abbiamo altre modalità. Abbiamo spiegato, sono 3 le motivazioni: per motivo di lavoro e rientrano poi a casa, per motivi di salute, e ricordiamo tutte le visite che erano state prenotate continuano ad essere erogate dall'azienda sanitaria, e per situazioni di necessità comprovate: devo portare i farmaci, devo spostarmi per portare a casa a mia nonna che non ha la possibilità, le medicine. Queste sono le modalità. I moduli, ecco, anche su questo, Nicola, magari facciamo un appunto. Certo. Per quanto riguarda i controlli, oltre alla disponibilità nei vari siti dei nostri comuni e alle forze dell'ordine che effettuano il controllo, anche per esempio nel nostro caso fuori dal municipio ci sono questi moduli che possono ritirare. Ad ogni modo, quando li fermano le forze dell'ordine, c'è lì il modello e lo compilano. Però credo che, facendo appello al buon senso di tutti quanti, cioè dobbiamo utilizzare questa modalità. Guardate peraltro che viene fatto un ulteriore controllo alla veridicità di quanto voi scrivete, non è un'autocertificazione così e poi si va. È successo, l'abbiamo letto questa mattina, dei controlli della polizia nel Pordenonese di un cittadino di Gruaro che era stato fermato alla mattina dicendo che doveva andare al lavoro, aveva una motivazione specifica, e l'hanno ritrovato poi a tarda notte mentre era al bar. E quindi insomma viene controllata la cosa, viene controllata, e sapete già insomma cosa si rischia, ma al di là della sanzione pecuniaria o dell'eventualità dell'arresto si rischia qualcosa di peggio, cioè si rischia di espandere il contagio, che è molto 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 peggio. A proposito di questo, 4 frati del convento francescano di Lendinara a Rovigo sono risultati positivi al tampone per il coronavirus, e ora tutta la comunità di 20 religiosi è in isolamento fiduciario. Lo conferma l'ANSA. Il padre Guardiano ha preso l'esito del test. I frati hanno subito lanciato un appello ai fedeli che avevano fatto la confessione nella chiesa di Sant'Agata il giorno 7 marzo, prima i religiosi erano altrove, perché contattino velocemente l'ULSS. C'è anche questa situazione, con un appello addirittura a chi si è confessato. Ci può dire com'è la situazione nell'ambito ULSS 2, insomma le ultime novità? Beh, intanto quello che riguarda l'applicazione quindi del DPCM, quindi i mercati che rimangono chiaramente sospesi con tutta questa parte, poi dalle 18 solo consegna a domicilio, su questo siamo chiari rispetto a tutti, ma soprattutto anche per quanto riguarda tutti i progetti rispetto ai ragazzi e alla disabilità, sulla quale con la Regione ci stiamo confrontando per poter attuare tutte le procedure necessarie per poterli erogare eventualmente al domicilio, come con tutte le precauzioni del caso. Quindi anche sotto questo profilo si sta tenendo la Regione che sta lavorando sotto questa parte per poter dare risposte anche di questo tipo. Quindi chiaramente, visto che ci sono tutte queste forze in campo, mi permetto anche, Nicola, di ringraziare tutti quegli operatori medici, operatori sanitari, tutta l'azienda sanitaria e tutti quei volontari e anche i dipendenti dei nostri comuni, perché rispondiamo anche a questo. Il cittadino che viene chiaramente per necessità, per emergenza, non per altri motivi,
è importante specificare che abbiamo il personale dei nostri comuni che stanno lavorando per questo, perché è un servizio pubblico che stiamo dando alla collettività. Quindi ringrazio tutte le persone che stanno lavorando nei nostri comuni e che ci garantiscono e ci permettono di arrivare a questo, oltre che alle forze dell'ordine e alla nostra polizia locale che sono costantemente nel lavoro per la nostra cittadinanza. A proposito di questo, facciamo vedere questa foto, la troviamo sul sito di Treviso Today, l'ha mostrata, l'ha fatta avere il direttore generale Francesco Benazzi, questo all'esterno dell'ospedale di Conegliano, lo striscione "Orgogliosi di voi, grazie", insomma è il ringraziamento insomma, della comunità ai medici in prima linea davvero in questa situazione. A proposito dei medici, insomma, oggi abbiamo visto il dato di 14, no, abbiamo più 27, ecco, più 27 contagiati nell'area del cluster dell'ospedale di Treviso. Che cosa vi hanno detto, insomma, da questo punto di vista? Sostanzialmente che sono chiaramente con le stesse modalità dei positivi asintomatici di cui si parlava, ma chiaramente l'appello più importante che ci hanno dato è quello che i cittadini rimangano a casa. Ripeto, il ragazzo giovane che è fuori all'esterno, che poi rientra a casa, ha una famiglia, dei genitori, dei nonni, rimaniamo a casa adesso per poi poter uscire più avanti. Per favore, rimaniamo a casa. Mi dite quando abbiamo Anna Maria Parisi in collegamento da San Giuliano. Nel frattempo vi leggo questo comunicato che arriva da Treviso, dal sindaco Mario Conte. Si comunica che da domani e fino al 3 aprile, in via precauzionale, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, è stata disposta con ordinanza sindacale, parliamo di Treviso, la sospensione dei mercati del territorio comunale di Treviso, Isola della Pescheria e Corte San Parisio, Viale e Piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini e Piazza Matteotti, San Liberale, San Pelaio, Fiera, Villaggio Gescal, Campagna Amica di Monigo, Borgo Cavour. Si tratta di un atto di responsabilità a tutela della salute dei cittadini, ha detto Mario Conte. Le disposizioni contenute nei decreti ci chiedono uno sforzo e intendiamo contribuire attivamente alla limitazione dei contagi. Ai cittadini lancio l'appello di stare a casa, di limitare i contatti sociali e gli spostamenti alle sole esigenze di lavoro e di salute. Non smetteremo mai di ripeterlo. Questa è un'ordinanza sindacale, sì. Negli altri comuni si sta facendo così. Si sta procedendo in questa maniera, anche se appunto abbiamo sia il DPCM che anche l'ordinanza della protezione civile che ci supporta rispetto a questo tipo di intervento, nel quale chiaramente si va a dire i mercati rimangono sospesi. Noi l'abbiamo già detto, anche parlo per Ponte di Piave, il venerdì che era a Negrisia è sospeso, idem per il sabato che era nel capoluogo. Perché quindi, in questi giorni è stato un po' macchia di leopardo la situazione, sì, insomma alcuni mercati erano aperti. Le FAC questa sera e ieri sera che erano uscite anche dal sito del Ministero, che sono andate in corso di aggiornamento perché c'era una prima parte, poi si parlava di alimentari, poi finalmente chiaramente si sta arrivando a divenendo una situazione nelle more di questo, si interviene linearmente nel bloccare questa cosa. Allora io ho visto fugacemente un flash di un'immagine di Anna Maria Parisi, ditemi quando la posso sentire. Nel frattempo, a proposito di appelli, eccola qua, la vedo, adesso la vedo. Anna Maria, io ti sento, allora fatemi sapere, vedo uno squarcio del parco di San Giuliano a Mestre. Dovremmo avere il presidente del consorzio Vini Doc di Padova, o di Vo, se non sbaglio, Calaion, scusate, che lancia un appello anche lui a stare a casa. Mi fate sentire questo appello? Rispettare le regole, perché se è facile dirlo a priori, ma se tutti avessimo fatto già la quarantena avremmo risolto quasi il 90% dei problemi in Italia. A dirlo Marco Calaon, presidente del consorzio Vinidoc, ma prima di tutto cittadino di Vo, che ha vissuto in prima persona l'isolamento. Calaon ha deciso di scrivere una lettera aperta da quella che ormai è un'ex zona rossa. I confini dell'emergenza si sono allargati inesorabilmente, ma Vo deve essere un esempio. Non è tempo di festeggiare lo smantellamento dei checkpoint, dice Calaon, ma dobbiamo fare un sacrificio, e questo sacrificio è l'isolamento, restare a casa. La sensazione è di essere una società che non ha recepito bene quale sia il pericolo, e volevo proprio mettere a disposizione questa mia testimonianza, ma che è la nostra testimonianza. La quarantena funziona perché ha azzerato i contagi sulla comunità di Vo.
e continuare a fare azioni che vanno contro questo significa che l'ho definito una specie di cretinismo generale che ci sta appropriando e il cretinismo fa più danni del virus. L'appello anche alle aziende, chiudere per 15 giorni è importante. Sto vedendo che i miei colleghi qui del territorio, non parlo solo degli agricoltori ma anche di tutte le altre attività, stanno dicendo che abbiamo fatto 15 giorni, facciamo altri 15, chiudiamo, ma dopo ripartiamo, ma tenere questa agonia lunga non serve a nulla. L'appello viene anche dalle aziende, come sappiamo, e poi lo commenteremo anche con il sindaco Paolo Aroma. Molte aziende hanno deciso, al netto di quello che deciderà il governo, di chiudere comunque per tutelare i dipendenti. Vedo Anna Maria Parisi a San Giuliano, a Mestre. Anna Maria. Anzi, di qua forse. Ecco, qui c'è da dire che la gente continua a condurre un quotidiano normale come se nulla fosse, all'insegna evidentemente della spensieratezza forse evocata da questa giornata di bel sole, ma altro non mi sembra di aggiungere se non da quanto le immagini parlino in modo esplicativo da sé. Allora adesso vediamo, c'è gente che sta correndo per tenersi in forma, gente seduta certamente a distanza molto ravvicinata sulle panchine con passeggini al seguito. Alle mie spalle ecco il parco giochi, il playground dei bimbi, vediamo genitori e bimbi tutti insieme all'insegna del divertimento, ma per i più piccini. Certo che ancora gente sempre con passeggino al seguito, arrivare qui e poi in bicicletta. Abbiamo visto un gruppo di ragazzini che passeggiava tranquillamente, insomma non era un gran numero di ragazzini, ma c'erano 5-6 persone che stavano camminando come se nulla fosse. Qui la vita sembra veramente essere chiusa in una bolla a sé, sembra di stare davvero in un altro mondo, perché forse la gente ancora non si è resa conto di quello che sta succedendo, delle raccomandazioni. Sei riuscita ad avvicinare qualcuno di queste persone per chiedergli perché hanno scelto di comunque di venire al parco? No, non mi sono avvicinata più di tanto, ma ecco, vediamo anche un esponente politico locale, vediamo se ci dice qualcosa di Rifondazione Comunista, tra l'altro. Eccolo qua. Buongiorno, buon pomeriggio, scusi, l'ho riconosciuta. Stiamo a distanza ravvicinata, cioè non troppo vicina, stiamo un po' distanti. Allora, se posso chiederle nome e cognome? Gianluca Schiavon. Ecco, è venuto qui al parco evidentemente a portare, non so, il suo bimbo, la sua famiglia. Sì. Ma è il caso, ci si domanda anche da studio, di continuare a venire in posti comunque molto frequentati? Ma vanno evitati gli assembramenti assolutamente, infatti mio bambino sta a 1 metro di distanza, anche di più. E finché non c'è la chiusura totale, almeno quella mezz'ora, quell'ora, d'altronde finora le autorità sanitarie non ci hanno detto di stare totalmente a casa, abitiamo molto vicini, prendiamo la bicicletta, scendiamo la bicicletta e cerchiamo di tenerci a distanza. Ecco, quindi lei dice che queste sono le misure giuste da adottare laddove comunque per decreto non verrà deciso diversamente, o sarebbe meglio affidarsi a un senso personale e quindi collettivo di responsabilità sociale, chiamiamola così? Assolutamente fondamentale la responsabilità sociale, però finché non c'è una serrata totale, per mezz'ora, 1 ora al giorno non può stare dalla mattina alla sera a casa un bambino, per mezz'ora al giorno, 1 ora, insomma, salvo che le autorità preposte non cambino idea, e forse sarebbe opportuno pensare che si chiude tutto per 15 giorni. In questo credo che la proposta di Zaia non sia peregrina.
finché questa proposta non c'è, evidentemente in assenza di informazioni mezz'ora di luce si cerca di sfruttare per i bambini. Certo, abbiamo visto anche prima, abbiamo fatto un giro lungo... Sì, prego. Dimmi. Non ti sento. Abbiamo fatto un giro lungo il Viale San Marco vedendo come ci sia veramente una chiusura totale delle attività commerciali, dall'estetista al bar. Tra l'altro sembra che i bar dei cinesi da ieri siano tutti chiusi nel circondario da Piazza Barche fino a Mestre Centro. Anche qua è un segnale positivo, vuol dire che c'è rispetto delle norme. Ovviamente nel momento in cui scatta il coprifuoco va rispettato assolutamente, non vedo alternative. Segnalo il fatto che per le cose che faccio, per l'attività che faccio, mi pare totalmente inadeguata la scelta del governo sulle carceri, segnatamente per la questione delle semidetenzioni, delle persone che entrano e escono dal carcere, che entrano per dormire al carcere. Quindi lei è favorevole all'indulto? Sono uno di coloro i quali ha firmato l'appello dei giuristi democratici, l'appello nazionale per almeno una soluzione tampone per le questioni delle carceri. Credo che se va avanti così lì ci sarà una serie di patologie che non ci aspettiamo, quindi è una cosa, mi rendo conto, molto impopolare, ma ragionare sulle carceri in Italia, specie nel nord, deve essere all'ordine del giorno, perché sennò lì si infettano tutti, tanto per essere chiari. Sì, certo, è anche da dire che un detenuto costa allo Stato molto, quindi forse vista questa emergenza ci si muove adesso, considerato che la pericolosità riguarda anche gli stessi familiari dei detenuti, perché un detenuto, ripetiamo, costa e allora è meglio tenerlo libero che insomma, la spesa dello Stato diminuisce per questo. Il detenuto costa allo Stato ma anche a se stesso, perché ricordiamoci che il detenuto quando lavora per lui la galera costa, non è gratis, questo va sempre detto. La situazione è davvero, mi sembra davvero molto grave. Se ci sarà il coprifuoco, e forse ha ragione Zaia, avanti col coprifuoco, se no comunque cerchiamo di stare a casa il più possibile. In quest'ora d'aria, diciamo così, io porto il bambino qua e poi faccio le spese, perché se no stai tutto il giorno a casa. Grazie, Ogni arrivederci. caso quindi, è singolo. Se non hai domande da studio magari sì. mi avvicinerei a qualche mamma. Sì. Vai. Buongiorno. Siamo in diretta TV. Mi vedono in televisione. Ecco, sì. Senta, lei è venuta al parco col cagnolino? Sì, e con la nipotina. Ma non si sente un po' preoccupata nello stare vicino? La preoccupazione c'è. E però come mai siete venuti al parco? Anche per un po' prendere un po' d'aria, la bambina non può stare tutto il giorno a casa. Cioè, si sa che la preoccupazione c'è, però per andare a fare le spese bisogna andarci. Giustamente, se dopo faranno un divieto assoluto lo rispetteremo. Però le cose più necessarie, so che il cane ha bisogno anche lui di uscire, non posso tenerlo sempre in casa. Comunque speriamo bene, dai. Lei abita qua vicino? Sì, qui a Campalto. Quindi insomma è anche vicino al caso è a parco. sé. Grazie Allora, signora, arrivederci. Vediamo un'altra. Sì, ogni caso a sé, dico, chiaramente quelli più vicini hanno maggiori, quelli che abitano davvero a pochi passi, però il problema è che io continuo a vedere nello sfondo tanta gente e questo chiaramente non è il massimo da vedere, vero Sindaco? Tantissima. Assolutamente, devono stare a casa, se non ci aiutiamo adesso in questa situazione. Chiaramente non si può aspettare che arrivi il coprifuoco, perché allora vuol dire che non abbiamo rispetto delle altre persone, non solo della nostra famiglia ma anche delle altre persone, e questo sarebbe un gravissimo atto di egoismo.
Perché poi il problema sarà che davvero non si potrà uscire, ma non perché si può scegliere, ma perché non si può uscire perché saremo tutti contagiati. Insomma, esatto, non potremo proprio più uscire. Questo è il concetto. Veramente, pensiamo anche alle persone immunodepresse, a quelli che hanno chiaramente delle patologie. Cioè... Peraltro si chiede questo sforzo per una decina di giorni, insomma, quello che non si capisce è perché proprio in questo momento sia davvero fondamentale uscire al parco. Chiaro che tra le misure c'è scritto chiaramente se devo fare la pipì al cane, i bisogni al cane, sto parlando delle misure che sono dentro il sito del Ministero dell'Interno, si dice sì, è chiaro, deve fare i suoi bisogni, li si fa fare e si torna subito dentro, nelle vicinanze, evitando gli assembramenti. Se devo andare a prendere appunto da mangiare è un altro conto, tenendo sempre presente le distanze di sicurezza, evitare gli assembramenti, gli orari, eccetera. Adesso ne parleremo. Allora Anna Maria, continuo un attimo con il sindaco Paola a Roma, magari ci ricolleghiamo dopo sempre da San Giuliano, vediamo dopo, ok? Ci vediamo dopo, sì. Grazie allora, grazie Anna Maria Parisi. Allora, prendiamo proprio sulla questione supermercati. Noi abbiamo fatto un collegamento prima dalla lì, se non sbaglio, di Padova con il nostro Federico Fusetti, insomma ci spiegavano anche i consigli di evitare gli orari dove c'è più gente. Devo andare a fare la spesa, quando è meglio che vada a farla, come la devo fare? Ma intanto la faccio a casa, vicino casa, quindi cambiamo un attimo le nostre modalità operative. Se abito a Ponte di Piave faccio la spesa a Ponte di Piave, fine. Questa è l'indicazione, non da Ponte di Piave vado a farla da un'altra parte. Siamo con un decreto che ci obbliga a tenere questo tipo di intervento e quindi vado a fare la spesa a Ponte di Piave. Quando vado a farla? Sicuramente, se so che comunque ci sono delle persone che lavorano per me, parlo anche dei dipendenti pubblici, parlo anche di chi lavora negli ospedali, eccetera, non andrò a fare la spesa a ridosso di mezzogiorno, a ridosso degli orari in cui rincasano le persone che stanno lavorando e che mi stanno dando un servizio. Magari vado a fare la spesa in tutti gli altri orari più presto al mattino, che magari ho più disponibilità, magari al posto di uscire con 3 persone per nucleo familiare ne va una per nucleo familiare e va a prendere la spesa e torna a casa. Se avete per esempio, siete una mamma con un bambino e quindi non potete non andare fuori con il bimbo perché sennò non sapete dove mettere il bimbo né potete portarlo dalla nonna, magari scegliete un giorno particolare, se proprio se non sapete dove andare con il figlio piccolo e non potreste lasciarlo da nessuna parte, andate in un giorno, magari fate una scorta abbastanza buona in modo da poter evitare di dover andare fuori sempre con il piccolo e quindi allora scaglionate insomma la vostra, bisogna ingegnarsi, siamo tutti sulla stessa barca, certo. Abbiamo tutti famiglie, abbiamo tutti figli, bisogna un po' arrangiarsi, però tenendo presente quello che ha detto, e lo risentiremo ancora nel pomeriggio, il governatore Zaia, che ha usato parole che non ha mai usato da quando è governatore, le parole più forti che abbiamo sentito. Qui ha detto: se le cose non vengono seguite, le regole non vengono seguite, siamo a rischio contagio di 2 milioni di veneti entro un mese. Vuol dire il disastro assoluto. La pubblicità.